Bentrovati, buongiorno telespettatori di Antenna 3. Inizio settimana contrassegnato da numerosi fatti di cronaca, attualità politica. Ve li racconteremo come al solito tutti, ma cominciamo proprio dalla cronaca che ci porta nel Padovano per un grave incidente avvenuto la notte scorsa. Vediamo. Ha perso il controllo della moto scivolando a terra. Un colpo fortissimo per un 27enne di Santa Maria di Sala coinvolto in un incidente la notte tra domenica e lunedì. Il ragazzo in sella alla sua motocicletta era a San Martino di Lupari, all'altezza dell'incrocio tra via Brenta e via dei Martiri. Ha perso il controllo della sua Suzuki ed è stato sbalzato a terra. Il giovane, rimasto ferito gravemente, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Padova in codice rosso. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale, il 27enne, verso 00:40, stava percorrendo la strada regionale 53 da Castelfranco verso Cittadella, quando ha perso il controllo della sua Suzuki, sbandando e cadendo rovinosamente sull'asfalto. Gli agenti hanno eseguito i rilievi fino a notte fonda. Questo quindi nel Padovano, dove c'è apprensione quindi per le sorti di questo giovane, ma rimaniamo in provincia di Padova perché la conta dei danni del maltempo nella notte tra sabato e domenica è davvero impressionante e la fa la Coldiretti. Vediamo. La grandine e le raffiche di vento del fine settimana hanno causato danni a decine di ettari di coltivazioni nella bassa padovana, tra lo Zottestino ed Este, ai piedi dei Colli Euganei. Sono infatti bastati 20 minuti per mettere in ginocchio le coltivazioni. Gli agricoltori dei Colli Euganei stanno eseguendo la conta dei danni, decine le segnalazioni. Danni ingenti che, secondo le stime della CIA, hanno distrutto l'80% delle coltivazioni. Anche Coldiretti segnala perdite importanti. Il vento forte ha rovinato interi filari di pregiati vigneti dai quali si producono i vini DOC del territorio dei Colli Euganei, prima segnato dal lockdown e dal Covid, ora dal maltempo. Questa quindi la cronaca, ma resta il tema principale di fatto di questi mesi, l'emergenza coronavirus. I dati sono nuovamente in crescita, sia ben chiaro la situazione non è allarmante, siamo distanti anni luce da quelli che erano i numeri di qualche mese fa, ma c'è stata una ripresa dovuta soprattutto ai casi di rientro e a quelli anche di reinfezione. In Veneto i contagi hanno superato la quota dei 400, quindi i casi attuali sono oltre 400. C'è una ripresa quindi, una ripresa che è spalmata un po' su tutte le province con il focolaio che si è aperto soprattutto nel Trevigiano, nella casa di riposo di Farra di Soligo. Il dato che fa riflettere, che fa preoccupare, che ci dice che la situazione è particolarmente monitorata è quello relativo ai soggetti in isolamento, che sono quasi 1300. Calcolate che fino a una settimana, 2 settimane fa erano solo qualche centinaio, quindi da questo punto di vista c'è stato un aumento considerevole delle persone che sono sottoposte a forme di isolamento domiciliare, proprio perché sono stati individuati diversi possibili cluster o focolai, come dir si voglia. Quindi c'è questo aumento graduale, la situazione appunto più delicata al momento e vi proporrei questo servizio ci porta appunto in casa di riposo a Farra di Soligo. Vediamo com'è la situazione. Solo un attimo.
Covid-19 torna l'incubo nelle case di riposo. 8 ospiti e 2 operatori positivi al bombozzola di Farra di Soligo, ma il bilancio è provvisorio perché dopo i 203 tamponi effettuati ieri sugli anziani ed il personale si attende l'esito degli altri 78 test eseguiti oggi ai familiari e ai fornitori della struttura. Tutto è partito dalla positività di un anziano che peraltro, come da protocolli sanitari, prima di essere accolto nella casa di riposo era risultato negativo a 2 tamponi, a prova di quanto subdolo possa essere il virus e la sua circolazione sotto traccia. Quando è entrato è stato messo in camera con un'altra persona, giustamente perché era negativo, poi si è positivizzato a un altro tampone e naturalmente questo ha a sua volta ovviamente contagiato anche il compagno di camera, che è risultato positivo insieme sostanzialmente ad altri ospiti e a 2 operatori. Un 96enne ricoverato in malattie infettive a Treviso, gli altri positivi sono in isolamento in un'area separata della struttura. La task force anti-Covid dell'ULSS 2 sta lavorando incessantemente per isolare e bloccare il focolaio. L'operazione a maglie strette che abbiamo fatto e che vuole la Regione, giustamente la Regione con la dottoressa Russo, è quella di testare subito, immediatamente ed isolare. Quello che stiamo facendo, però questo significa che il virus, come giustamente ha detto lei, sta girando e questo comporta il fatto che dobbiamo tutti rispettare le regole per evitare ulteriori focolai. Da chi sia partito il contagio che ha infettato il primo anziano e che a sua volta ha portato il virus nella casa di riposo ancora non si sa. Stiamo lavorando su questo. Solo che vogliamo essere certi, deve essere sequenziato anche il virus, devono essere fatti ulteriori tamponi, vanno tracciati tutti i collegamenti, per cui ancora è prematuro. Credo che la prossima settimana dovremo avere un quadro più certo e sapere anche evidentemente da chi è partita l'infezione. Tra l'altro gli screening al Bombozzola, quindi in casa di riposo a Farra di Soligo, stanno procedendo, stanno andando avanti anche in queste ore. Ieri sera i risultati dello screening domenicale sono stati tutti negativi. Vediamo quindi l'evoluzione, ovviamente vi terremo aggiornati. Ci sono diversi fronti aperti, ce n'è uno a Padova per esempio, dove c'è una signora ospite di una casa di riposo, che è un caso particolarmente particolare, particolarmente problematico. Questa signora di fatto da 3 mesi continua a risultare positiva e negativa praticamente a periodi alterni, ma anche di questo vi parleremo nel corso della nostra diretta e dei nostri telegiornali. Ma non c'è soltanto l'allerta Covid, ci sono anche altre insidie, altri pericoli, tra virgolette, più tradizionali. Abbiamo parlato tanto in questi giorni del West Nile, della task force messa in piedi anche dall'ULSS 5 Polesana per contrastare il fenomeno, quindi limitare anche il numero di zanzare notturne. In montagna invece c'è il problema delle zecche, che non riguarda soltanto l'alta montagna, ma per tutti gli aggiornamenti siamo collegati con Tiziana Bolognani da Belluno. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Cristian, hai detto correttamente, in provincia di Belluno è allerta in questo momento per le zecche. Nell'ultimo mese pensate che nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Martino, che è centro di riferimento regionale per lo studio delle malattie trasmesse da questo vettore, sono state ricoverate 4 persone con la TBE, fortunatamente tutte già dimesse e guarite. Però insomma il problema è un problema importante. Dal 1994 ad oggi i casi di TBE accertati in provincia, ovvero di encefalite causato da morso di zecca, sono stati 240 e invece quelli per la borreliosi, conosciuta anche come malattia di Lyme, sono stati 1500. Sono naturalmente patologie che tornano ciclicamente, soprattutto con l'arrivo della bella stagione, a ripresentarsi e a creare evidentemente più di qualche timore. Le zecche che cosa sono? Sono degli acari che si trovano
che trovano il loro habitat ideale nelle zone boschive, miste, umide, ricche di cespugli, di sottobosco, di radure con erba alta, sono più abbondanti ad altitudini inferiori ai 1000 metri, ma la loro presenza sarà riscontrata per esempio in questi giorni anche nei parchi di Belluno, nei parchi cittadini, e quindi bisogna porre massima attenzione. Covid aveva sospeso le visite ambulatoriali e anche la campagna vaccinale. Entrambe queste attività sono riprese e pensate che fra consulenze telefoniche e visite vere e proprie, settimanalmente dalla riapertura delle visite ambulatoriali, quindi all'incirca da un mesetto a questa parte, sono stati osservati settimanalmente almeno 4-6 casi di punture di zecche, mentre come vi dicevo al San Martino sono state ricoverate per encefalite 4 persone. Che cosa fare di fronte alla zecca? Come ridurre il rischio di morso di zecca? Intanto suggeriscono dal Dipartimento di Prevenzione, ma anche dal reparto di malattie infettive, bisogna camminare su sentieri battuti, evitare di sedersi direttamente sull'erba, indossare abiti coprenti e calzature idonee, possibilmente il tutto di colore chiaro per evitare che questo acaro si confonda con i colori del nostro abbigliamento, utilizzare prodotti repellenti che però non garantiscono una protezione assoluta. Buona norma, dice l'ULSS, è quella evidentemente di ispezionare il proprio corpo e soprattutto il corpo dei bambini al rientro dalle passeggiate fuori casa, così come è utile il controllo periodico degli animali domestici. Dallo scorso anno la Regione ha reso gratuito il vaccino per la prevenzione della TBE per tutti i residenti nel territorio di ULSS Dolomiti, mentre chi risiede nelle altre province del Veneto può usufruire dell'offerta della Regione che offre per l'appunto la vaccinazione ad una tariffa agevolata di 25 euro. Le vaccinazioni anti-TBE sono riprese sia a Belluno che a Feltre con la modalità drive-in, esattamente quella che viene utilizzata per l'esecuzione dei tamponi anti-Covid, e in questi giorni hanno superato complessivamente quota 1100, 500 a Belluno, 600 a Feltre. L'ospedale di Belluno è il centro di riferimento regionale, come vi dicevo, per le patologie trasmesse da zecche, ma volevo anche ricordarvi che a dicembre dello scorso anno ULSS 1 e l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie hanno sottoscritto un accordo che prevede l'implementazione dell'attività di ricerca per lo studio delle malattie trasmesse dalle zecche con un obiettivo primario: istituire un sistema di sorveglianza in una nicchia, così viene definita la provincia di Belluno, il territorio della provincia di Belluno, una nicchia ecologica particolare come è appunto quella di Belluno, dove si osservano numerosissime zecche, queste malattie e numerosi anche casi di malattia che ha diffusione particolare, in molti casi a macchia di leopardo, e a seconda della presenza o meno degli animali selvatici che sono i principali, coloro i quali che trasportano le zecche, animali selvatici, in una determinata area si può avere un aumento oppure una diminuzione della presenza delle zecche e quindi anche del rischio di malattie. Ecco che questo accordo che è stato sottoscritto lo scorso anno ha per l'appunto questo scopo, quello di osservare come si muovono le zecche e come si muove la malattia in provincia di Belluno, che vi dicevo certo. è rientrata, si è ripresentata. Tiziana, grazie mille, so che ne parleremo questa sera nel corso del telegiornale. Ne parleremo questa sera nel corso del telegiornale. Assolutamente, grazie a Tiziana Bolognani. Grazie, buon lavoro, a voi, Tiziana. buon lavoro. Sempre la cronaca ci porta a Vicenza per un'importante operazione dei finanzieri del comando provinciale Berico, che hanno eseguito il sequestro preventivo per equivalente di beni fino a concorrenza delle imposte evase di circa 1.700.000 euro nei confronti di una ditta individuale
con sede nella città di Schio e del suo titolare un cittadino scledense, quindi del posto. Gli accertamenti preliminari sulla base di gravi indizi di violazione alle norme tributarie emersi durante l'analisi degli alert di rischio derivanti dalle interrogazioni alle banche dati in uso al corpo hanno ricondotto l'operatività della ditta all'illecito fenomeno economico-finanziario del cosiddetto sommerso d'azienda, non avendo questa presentato le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette IVA per tutte le annualità pensate dal 2012 al 2017. Da qui quindi questo sequestro da 1.700.000 euro. Ma quella di oggi è una giornata importante anche dal punto di vista storico, una giornata dall'alto valore simbolico. A Trieste infatti si stanno incontrando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il suo parigrado Borut Pahor, il Presidente della Repubblica di Slovenia. È la prima volta che due presidenti della Repubblica, italiano e sloveno, e più in generale di un paese dell'ex Jugoslavia, si ritrovano per commemorare insieme le vittime delle foibe. I due presidenti si sono ritrovati a Villa Opicina per una commemorazione alla foiba di Bassovizza, la famigerata foiba di Bassovizza, dove perirono almeno 2000 italiani. Poi altri appuntamenti ufficiali e il conferimento dell'onoreficenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana Boris Pahor, che è uno scrittore di 107 anni che appunto è il simbolo della minoranza slovena in Italia. Quindi un gesto di riappacificazione molto atteso e molto importante, quello che sta avvenendo oggi nella città di Trieste. Ancora cronaca, e vi ricordo l'appuntamento alle 12:30 con il presidente Zaia in diretta, subito dopo la pubblicità. Rientriamo in studio, in diretta per raccontarvi questo inizio settimana. Abbiamo aperto la nostra diretta con il terribile incidente della notte scorsa nel Padovano, ma quella di ieri è stata una giornata contrassegnata da un grave incidente mortale a Ramon di Loria nel Trevigiano. A perdere la vita un uomo che si è spezzato il collo contro un segnale stradale. Veniva da sud verso nord, è andato diritto, ha preso il cartello, ha sbattuto con la moto su quel cartello che protegge la rotatoria, lì che c'è indicazione della rotatoria e basta. È morto così Davide Tesfazzon, 28 anni, di Castelfranco. Tutto è accaduto poco dopo le 5:30 di questa mattina. Davide in sella alla sua moto ha dietro la giovane fidanzata di 21 anni. Probabilmente la sta riportando a casa mussolente. Forse per fare prima lasciano la Bassanese e tagliano per via 24 Maggio, una delle tante che delimitano i campi di mais. Arrivano alla rotatoria con via Caleoncino, siamo nel comune di Loria tra Castione e Ramon. Qui forse per una disattenzione o magari per stanchezza quasi sicuramente si accorge in ritardo della rotonda, forse una mossa repentina sul manubrio, forse il tentativo di prendere la curva anche in velocità. Fatto sta che perdono l'equilibrio e iniziano a scivolare sull'asfalto per una decina di metri, fin quando il veicolo si ferma sul cordolo della rotatoria e con esso la ragazza. Davide invece molto probabilmente per effetto della velocità salta la moto e impatta con il casco sull'angolo di questo cartello. Un contatto fatale che gli spezza il collo. Sul posto arrivano i primi soccorsi. La ragazza cosciente avvisa la mamma di Davide che abita a Godego. Poi viene ricoverata all'ospedale di Castelfranco con una frattura alla gamba e diverse scoriazioni, ma non in pericolo di vita. Per Davide Tesfazzoni invece nulla da fare. Il suo cuore cessa subito di battere. Un'intersecazione maledetta questa di Ramon di Loria, ricordano i residenti. Prima era un incrocio e incidenti ce n'erano parecchi. Poi c'è stato un morto. Ha fatto la rotatoria? E poi ho fatto la rotatoria. E da quella volta lì, sì, qualche piccolo incidente però.
Questa è la foto che possiamo mostrarvi dell'incontro storico, davvero storico, tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor, che appunto si stanno incontrando in questi minuti, in queste ore tra Villa Opicina, Bassovizza, Trieste, per una giornata per l'appunto storica per quanto concerne il martirio delle foibe. Oggi quindi è una giornata che si ricorderà a lungo nella storia di questo paese, anche perché ci sono più gesti simbolici, come il conferimento di una onorificenza della Repubblica Italiana a un famoso scrittore, Boris Pahor, scrittore di 107 anni che da decenni chiede la riconciliazione e chiede che sia fatta chiarezza sia sui diciamo così, sui crimini italiani nei confronti delle popolazioni slave che viceversa. Quindi di fatto un momento storico molto importante. Ma rimaniamo in Friuli Venezia Giulia, perché oggi il presidente Fedriga, che è presente ovviamente alla cerimonia con i due presidenti della Repubblica, è ritornato sul coronavirus e sulla necessità di sanzioni penali per chi proviene dai paesi più problematici. Prima ovviamente di collegarci con Venezia, con l'unità di crisi di Marghera, sentiamo cosa dice Fedriga. Il Friuli Venezia Giulia e tutti i cittadini di questo territorio hanno lottato contro il coronavirus avendo ottimi risultati. Oggi purtroppo sta succedendo che persone che arrivano da paesi dei Balcani come Serbia, come Kosovo, arrivino in Friuli Venezia Giulia e risultino positivi al coronavirus. Questa è una situazione inaccettabile, perché oltretutto c'è l'obbligo di quarantena, l'obbligo di segnalarsi ai servizi prevenzione del nostro territorio e quindi stare a casa obbligatoriamente 14 giorni. Ciò non avviene. Quindi ho chiesto al governo che reinserisca le sanzioni di carattere penale per chi non rispetta la quarantena. Purtroppo il Friuli Venezia Giulia, essendo territorio di confine terrestre, non riesce a controllare chiunque entri, nostro malgrado. Oltretutto non è competenza della regione questo. Però è inaccettabile che dopo lo sforzo che abbiamo fatto ci venga importato il coronavirus da altri paesi. Noi abbiamo agito con serietà, facendo lockdown, chiedendo sacrifici ai nostri cittadini. Se tutti i paesi non si comportano nella medesima maniera e in più arrivano i loro cittadini nel nostro territorio e non rispettano le regole, questo non possiamo più accettarlo. Quindi faccio un appello al governo che intervenga in modo decisivo, perché le competenze sono del governo. Chiedo anche ai cittadini che se segnalano una persona che è arrivata da uno dei paesi con alto numero di contagio extra Unione Europea, lo segnali se lui stesso non si segnala, perché oggi la situazione è diventata inaccettabile. E dunque il Friuli Venezia Giulia non intende accettare, dopo i sacrifici che ha fatto, lo ribadisco, che ci possa essere un contagio che arrivi da altri territori. Quindi dico al governo Conte e dico ai ministri competenti: intervenite subito, perché altrimenti la situazione potrebbe sfuggire di mano. Parole molto dure, quelle pronunciate poco fa dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Fedriga. Intervenire subito anche con sanzioni penali per evitare che il virus possa ritornare, quindi che ci possa essere una reinfezione quando appunto invece il pericolo sembrava perlomeno scampato in quest'estate 2020. Abbiamo al telefono la collega Valentina Visentina da Padova. Valentina, mi senti? Sì, ti sento, Cristiano. So che stai partecipando ad una conferenza stampa molto importante, ti prego aggiornaci.
Sì, si è appena conclusa la conferenza stampa del vice sindaco di Padova, Arturo Lorenzoni, che ha confermato la sua volontà di lasciare l'incarico presso l'amministrazione di Padova per appunto intraprendere la campagna elettorale che lo porterà a candidarsi a governatore del Veneto. Oggi l'annuncio, domani la firma in giunta e quindi lascia ufficialmente l'incarico di vice sindaco e anche le sue deleghe di politiche del territorio, di urbanistica e di mobilità, deleghe importanti. Adesso tra il sindaco Sergio Giordani e adesso Arturo Lorenzoni a decidere chi sarà il sostituto. Ovviamente sul tavolo del sindaco ci sono già dei nomi portati sia da Arturo Lorenzoni che dalla compagine di Coalizione Civica e Lorenzoni sindaco. Non ha voluto anticipare nulla Lorenzoni su chi potrebbe essere il suo sostituto a Palazzo Moroni, ha risposto però a tante domande fatte dai giornalisti, la prima su tutte chi glielo ha fatto fare di candidarsi alle regionali, e lui dice: voglio trasferire la stessa esperienza fatta a Padova 3 anni fa, quindi di portare una sinergia tra partiti politici e società civile, quindi l'esperienza di Coalizione Civica trasferita, il modello padovano trasferito a livello regionale. Queste le prime parole di Arturo Lorenzoni, che diciamo da domani è ufficialmente il candidato alla Regione Veneto per il centro-sinistra del Partito Democratico e non più il vice sindaco di Padova. E Valentina, ti chiedo quali sono i nomi che girano per sostituire Lorenzoni nella carica comunque importante di vice sindaco di una città come Padova? Ecco, non avevo voluto svelare nulla, erano presenti qui però gli assessore di Coalizione Civica e Lorenzoni sindaco, quindi Francesca Benzolini, Chiara Gallani e Marta Lalin. Valentina, presume che comunque sia un nome legato alla compagine di Coalizione Civica. Certo. Valentina, ti ringrazio, grazie per questo aggiornamento importantissimo. Mi devo collegare con l'unità di crisi di Marghera. Grazie Valentina. Unità di crisi, è appena arrivato il presidente Zaia. Un ringraziamento a tutti i presenti. Peraltro io ho un sacco di cittadini che mi chiedono di vedervi personalmente, mi dicono: ma chi è Emiliano, ma chi è Tosato? Nel senso che nell'immagine non vi vedono, per cui magari un giorno vi presenteremo. Esatto, no, magari una roba in diretta si potrebbe anche fare. Allora, darei il bollettino, poi 2 informazioni, cerchiamo anche di economizzare sui tempi. Il numero dei positivi sono 19.401. Sono più 6, stiamo parlando delle ultime 24 ore. Le persone in isolamento sono 1.293, meno 5. Totale dei tamponi è 1.069.458. Vi darò nei prossimi giorni anche tutto quello che poi è tutto il contingente degli screening, perché questi sono i tamponi, poi sono i saponetti serologici che sono almeno un'altra milionata. Cioè voi dovete considerare che oltre ai tamponi abbiamo fatto tutto lo screening con il test serologico. Prego. Mi scuso se interrompo, ma è proprio un dettaglio sui tamponi. Sì. L'Istituto Superiore di Sanità fa ogni giorno il suo report. Sì. In quello di ieri era scritto Veneto, tamponi più 5.000 e qualcosa, che sarebbero la metà di quelli, mi pare, che vengono fatti ogni giorno. Ma perché il fine settimana capita, nel senso che noi abbiamo i dati, vi posso andare anche i grafici, con tutti i giorni il fine settimana solitamente c'è un calo. È un fatto di operatività, no, è reale questo. Ma peraltro io ho portato anche, forse ho portato dei grafici del mese scorso che gli ho dati per i tamponi, c'era un report e ne viene fuori che vedete le curve del fine settimana per un fatto di operatori possano calare. Allora, i ricoverati sono 144, dei quali solo 22 positivi, sono più 2 ricoverati, per cui siamo assolutamente entro un contesto di normalità. I morti sono, no scusate, prima vi do le terapie intensive, sono 9, se penso che avevamo 3 cifre qualche mese fa.
I decessi morti sono 2039, anche questo è un dato. Allora, le terapie intensive 9 è invariato il dato, e per quanto riguarda invece i decessi 2039 è invariato il dato. I dimessi sono 3.654 e i nati 73. Vengo subito ad alcune considerazioni in maniera tale che facciamo veloci. Allora, ne viene fuori uno spaccato del Veneto che è assolutamente una situazione sotto assoluto controllo. Il che non è che bisogna far festa, nel senso che ci sono delle regole minimali, che sono quelle appunto del distanziamento sociale, della mascherina, che vanno applicate. Ma nell'interesse nostro personale e della comunità, insomma, questo è quello che diciamo da sempre. È pur vero che in questo contesto noi abbiamo ormai certezza di dire che il nostro ceppo di virus è un virus meno virulento, ve l'ha detto anche il dottor Rigoli, al quale dopo passerò la parola, che è una grandissima novità, è una rivoluzione, ed è un ceppo che sicuramente è meno virulento, no? Ha una carica virale inferiore, l'abbiamo detto, il dottor Rigoli diceva ma spesso si debbono fare tante amplificazioni in laboratorio per trovarlo, e alla fine c'è sempre il rischio che siano dei pezzi di RNA, che quindi non sia un virus vivo che cresce su una coltura cellulare. Dall'altro c'è questo nuovo fenomeno che magari qualcuno non aveva ben compreso o pensava fosse il solito discorso da leghisti, no? Perché ormai io ho dovuto rinunciare a un'intervista a una vostra collega nazionale, perché quando ho visto che parlavamo di virus che viene dall'estero, è partita subito col tema del razzismo. Cioè, se anche in sanità non possiamo parlare di malattie guardando nelle palle degli occhi la realtà, allora vuol dire che siamo presi male. Allora, qual è il tema? Noi abbiamo, e vi ricordate che io in tempi non sospetti l'ho detto in più occasioni, bisogna che l'OMS ci dica quali siano i paesi che hanno problemi con il virus, eccetera. Beh, è venuto fuori. Allora, noi abbiamo focolai domestici, autoctoni, che non ci preoccupano. Ho tutto ovviamente riferito al momento in cui vi parlo, nel senso che a tutt'oggi noi possiamo definire la situazione sotto controllo. E direi anche ordinaria, nel senso che non è che ci aspettavamo. Vi ricordate quando è uscita la notizia contagi zero, tutti a far festa, non so quanto tempo fa fu, e io dissi guardate, calma, contagi zero ce li avremo quando non avremo più il virus. Tanto è vero che il giorno dopo abbiamo avuto 24, se ricordate, nuovi contagiati. Oggi vi dico che siamo in una fase di stabilità, di contesti domestici che non ci preoccupano un po' di più, ovviamente, ceppi di virus portati da fuori, per i quali abbiamo intensificato i controlli, è un po' la storia da inizio luglio, no? Poi Carlo Parmegiani vi darà una relazione, ma il Benin, la Serbia, il Kosovo, la Macedonia, le badanti moldave, e i parenti dall'Australia, vi cito tutti i casi che conosciamo, il Congo, vedendo anche peraltro un altro dato che non è irrilevante, la diminuzione, l'abbassamento dell'età media. La mamma del Camerun di 23 anni col bimbo di 6 anni infettati, questa mattina o ieri 2 gemellini di 4 anni, la loro mamma, insomma vediamo anche che l'età si abbassano un po' perché gli anziani si sono messi in sicurezza, no? Hanno assolutamente magari più controllo, un po' perché qualche assembramento, io l'ho sempre detto, no? Il virus non ha più un mitragliatore, ma è un ottimo cecchino. Però se il proiettile che ha non è il virus locale, domestico, che è un proiettile che ha una bassa gittata, ma in canna mette un virus che viene da fuori, capite che cambia. Allora qualcuno potrebbe dire, ma Zaia perché fa questi ragionamenti? Perché quando io ho visto la questione della Serbia, senza dire niente a nessuno, ho fatto sequenziare il virus serbo. E quindi ringrazio i due chiamato Scibetta e Pavesi,
perché avevano loro i campioni, no? Vi ricordate la cittadina, la signora cinese, e quindi il tampone ce l'avevamo su Padova, e poi gli altri cittadini sul Vicentino. Tanto per il cinese devo dire una roba, e ne approfitto. Nel report che mi è stato dato quel giorno c'era scritto, purtroppo, questo è stato un errore umano, non mio, ma di chi ha scritto il report, attribuiva alla signora la proprietà e la gestione di una profumeria ad Adria, ma non era assolutamente vero, nel senso che mi sembra di aver capito che aveva una parentela con una signora di Adria della profumeria, quindi la profumeria di Adria non c'entra nulla con il caso, e questo è stato acclarato. È stato un errore umano purtroppo di chi ha compilato, perché vedendo i nomi ha fatto confusione, perché mi sembra di aver capito che la sorella, che ha un nome, immaginate, per noi italiani, che è praticamente simile, è stata accreditata come la titolare, questa signora della profumeria, ma non lo è, c'è la sorella nella profumeria. Quindi ci scusiamo per la profumeria di Adria, andate in profumeria tranquilli, e anzi andate anche a recuperare i giorni persi se qualcuno non ci è andato prima. Invece vi dicevo, e ringrazio la dottoressa Ricci dell'Istituto Zooprofilattico, vi ricordate che ve l'ho portati qui, sia la dottoressa Ricci che il dottor, non mi ricordo più il virologo, mi scuserà, e loro fanno sequenziazione del virus. Allora, il risultato è questo. Come d'accordo le invio il report del sequenziamento dei virus dei tamponi che abbiamo ricevuto dall'ASL 9 e 6, quindi le due ASL che vi ho citato prima, e poi vi dico io in sintesi le considerazioni. Prima considerazione: nei 4 tamponi, quindi i 4 pazienti, la carica virale era molto elevata, quindi carica molto elevata. Rigoli vi direbbe non è servito arrivare alle 30 amplificazioni per trovare il virus, l'hanno trovato subito. Qui stiamo parlando di sequenziazione, quindi sanno tutto del virus, se ti fa venire l'orticaria, mal di gola, tutto. I virus dei 4 tamponi sono identici fra loro, quindi è lo stesso ceppo, la stessa mutazione, e appartenenti al cluster dei virus isolati in Serbia. Ciò vuol dire che i virus serbi sono gli stessi, cioè tra loro e uguali a quello in Serbia, ben diversi dai virus finora isolati in Veneto e in Italia. Avete capito perché bisogna stare attenti al virus che entra? Perché è molto più contagioso, ci scrive lo zooprofilattico, e non c'entra niente con il nostro, c'è una mutazione sua. Ad oggi non è possibile associare specifiche mutazioni alla diversa patogenicità del virus, perché finora non ci sono abbastanza studi che mettano in relazione le forme cliniche con le mutazioni. Sta dicendo, noi l'abbiamo isolato, abbiamo tutto la sua carta d'identità, qua ci hanno consegnato tutto il materiale, alcune manifestazioni cliniche a oggi non siamo in grado di dirvele perché c'è un virus, è una mutazione che non conosciamo, e quindi bisogna avere, oltre al virus, bisogna avere i dati clinici degli ammalati per fare le correlazioni. Gli ammalati che so del virus serbo hanno tutti mal di gola, vi dico delle banalità, gli ammalati del virus serbo hanno tutti sofferenza renale, questo può essere un caso, o hanno tutti miocardite, allora cominciano le correlazioni. Però capite che è stato fondamentale isolarlo, perché sennò si banalizzava tutto, no? No, basta, non vi aggiungo altro. Quindi avete capito, abbiamo sequenziato il virus, è stato quindi grazie alla dottoressa Ricci, zooprofilattico delle Venezie, ottimo lavoro, e questo va ancora una volta a suffragare il fatto che il virus, definiamolo migratorio, cioè non autoctono, alloctono, no? Si dice? Alloctono, e vabbè, non usiamo termini, il virus non di casa, è un virus più aggressivo e che ha delle mutazioni, ovviamente, essendo cresciuto in un cluster straniero, ha la sua storia. Quindi qua bisogna capire che noi non possiamo dire ho preso il coronavirus in Veneto, adesso vado a far festa dappertutto in giro per il mondo. No,
perché basta che ti becchi una mutazione e parti punto a capo. Io ho aggiunto tutto, passerei se volete, ma vi dico anche due robe ma passo le domande e poi vi presento il dottor Rigoli. I pazienti erano quelli del cluster di Vicenza? Sì. Allora facciamo un primo giro di domande. Bonet, Pederiva. Erano quattro tamponi. Non è stato il primo tosato stavolta. L'ANSA. Se facciamo un giro veloce dopo passo la parola a Rigoli. Marco. Prego. Se stai vicino al microfono mi fai una cortesia. Extravirus, Presidente, due domande. La prima su Benetton, insomma una importante famiglia veneta coinvolta in questo tema della revoca annosa, pare si stia arrivando a una rottura, volevo sapere che cosa ne pensa lei. L'altra cosa, questo tema dei pieni poteri, cioè il Presidente del Consiglio sembra orientato a rinnovare lo stato di emergenza. Do per scontato che conosciamo tutti le ragioni e i motivi, ovviamente questo inerisce anche a lei, al suo ruolo, le ordinanze, la correlazione con i DPCM, se secondo lei è una scelta opportuna oppure no, grazie. Ma guarda Marco, dalla seconda, lo stato di emergenza ha un aspetto squisitamente giuridico che non è irrilevante e sanitario, perché è il tema sul quale poi noi ci muoviamo come regioni, e poi ce n'è uno di natura politica, cioè quanti poteri dare, quanti poteri non avere, cioè c'è tutta una serie di riflessioni che io spero che questo tema sia affrontato in Parlamento. Considerate poi che c'è qualche collega che mi dice: ma senti, non ti è venuto un dubbio? Non ci hanno fatto votare a luglio perché c'è lo stato d'emergenza, adesso se ce ne fanno un altro non ci fanno votare più. Quindi magari chiarire anche sta roba non sarebbe male, però dico, fondamentale coinvolgere il Parlamento su questa partita, anche perché i poteri sono un'altra roba rispetto allo status giuridico e a quello che, come si può dire, è l'emergenza sanitaria, fermo restando che poi immagino, se è emergenza sanitaria, ci sarà anche qualcuno di natura che scientificamente l'ha inquadrata così, no? Perché io non so quale sia il numero di contagiati che bisogna avere al giorno per dire che siamo in emergenza sanitaria, anche questo è un tema, però ripeto, ve lo dico in maniera molto asettica, se volete anche laica, però penso che sia fondamentale che tutti questi discorsi vengano chiariti in Parlamento. Per quanto riguarda Benetton, guarda, leggo anch'io i giornali, non ho rapporti, non so, quindi staremo a vedere che evoluzione ci sarà, punto. Cioè non entro nel dibattito perché non sono assolutamente preparato. Grazie. Pederiva. Grazie, buongiorno Presidente. A proposito dello stato d'emergenza che potrebbe essere prolungato, come sappiamo, fino al 31 ottobre, quali ricadute ci potrebbero essere nella, non vorrei chiamarla decretazione, insomma, nell'attività di ordinanze regionali ad oggi? Ma guarda, allora, per la mia esperienza resteranno in piedi, potremmo liquidarla col tema resteranno in piedi immagini soggetti attuatori, cioè i presidenti di regione continueranno a essere i soggetti attuatori. Punto. La legge dice, ma lo dice anche la Costituzione, che davanti a una pandemia ci vuole un coordinamento nazionale e ci sta, cioè non è che tu puoi andare a fare gli accordi con tutte le regioni d'Italia ogni volta. Debbono chiarire se c'è emergenza, ve la scandisco bene, se sì, quanta ce n'è, e una volta saputo quanta ce n'è, che poteri ci vogliono in base a quanta ce n'è. E invece siamo partiti a parlare della casa ma dal tetto. Allora, se c'è e se sì, quanta, e se una volta definita quanta, quanto potere ci voglia per gestire quel quanto, no? Però il Parlamento è sovrano su una roba così. La seconda domanda, Presidente, c'è qualche riscontro sull'attuazione dell'ultima ordinanza in questa prima settimana di sua applicazione rispetto appunto all'importazione di virus dall'estero, quindi l'attività di tamponi, controlli, quali sanzioni? Allora, si sta assolutamente lavorando su questo fronte, ne abbiamo incontrato anche i direttori generali questa mattina e in maniera assolutamente collaborativa cercheranno, ma non per un fatto di ghettizzazione, voglio che sia chiaro, ma semplicemente un fatto di contiguità e di servizio. Molte comunità si sono messe a disposizione, penso ai bengalesi con atto assolutamente di disponibilità, piuttosto che altre comunità, i kosovari,
visto e considerato questo anche il periodo dei ricongiungimenti familiari, delle vacanze e quant'altro, di mettere anche in sicurezza loro, per cui tutte le ULSS sono a disposizione per fare test e andare avanti anche su questo fronte. Ma ripeto, non è una questione di residenza o di carta d'identità, è una questione semplicemente sanitaria. Come prima li facevamo a tappeto su di noi, perché eravamo noi quelli infetti. L'ANSA. Sì, buongiorno Presidente. Prima sottolineava il deficit da parte dell'OMS per quanto riguarda i paesi stranieri di possibili focolai e del blocco per venire in Italia, ma c'è un'indicazione invece dal governo centrale in questa situazione che vada oltre? Ma c'è un'indicazione che sono la sospensione dei voli su 13 paesi, questa è un'indicazione forte. Dopodiché io penso che sia fondamentale che ci sia una regia da parte dell'OMS di natura sanitaria. L'OMS è l'ONU della sanità, quindi sia fondamentale che i diversi Stati membri partecipanti o più o meno partecipanti, adesso c'è qualcuno che se vuole anche andare, partecipano al contesto dell'OMS, abbiano indicazioni, perché non può diventare, come si può dire, un problema di uno Stato rispetto a un altro, di dire tu arrivi con l'aereo o tu no. Ci vuole anche una regia internazionale su questo, cioè c'è un paese che ha un livello di infezione importante, deve essere l'OMS che dice bene, lì si fa l'embargo, perché? Perché il virus arriva, vedete come accade qui, arriva, è più virulento, può creare problemi, soprattutto trova un terreno di crescita che è diverso, cioè non è un terreno, perché tu magari l'immunità di gregge per una mutazione non ce l'hai più per quella che ti arriva nuova. Sì, ma il governo poi in autonomia farlo, visto che lo ha fatto, ha sospeso 13 paesi per i voli, il governo l'ha fatto, la scorsa settimana l'ha fatto. Se non avete altro. Fois, Giacomuzzo, Tosato. Buongiorno Presidente, volevo chiederle com'è la situazione alla casa di riposo Bombozzola di Ferra di Solino. Ma guarda, assolutamente sotto controllo. E fra il dottor Rigoli dopo ve ne può anche parlare. Vi dico semplicemente che è partita la macchina dell'indagine epidemiologica, 208 tamponi subito il primo giorno con i risultati alle 4 del pomeriggio, poi gli altri tamponi adesso ancora in corso, si è ricostruito ormai a tutta la situazione, nel senso che sotto controllo, identificati i positivi oltre al famoso positivo al caso zero, definiamo così, ma non era un contagio primario. Sì, non è un cittadino che è andato in un paese straniero e si è portato a casa il virus, ma è un contagio secondario, ci sono 2 operatori, adesso si sta facendo un ultimo screening, posso anche dirvelo, tra alcuni familiari, perché ci sia forse un nucleo di cittadini che sono venuti dall'Australia che sarebbe bene testare, perché magari può essere che troviamo delle positività. Tutto qua, nel senso che lì diciamo, avevo sentito il dottor Rigoli anche ieri sera, insomma si spera di chiuderla con nessuna mortalità e chiuderla assolutamente bene questa partita. Avevamo Giacomuzzo e Tosato. Buongiorno. Presidente, le volevo chiedere se sulle case di riposo, a parte questo caso... Dopo ne parla l'assessore Lanzarin alla fine. Ah, perfetto. E l'altra cosa allora che chiedo è come stanno i bambini e i giovani che hanno contratto in questa fase ultimamente, negli ultimi giorni, insomma, il virus? Non te lo so dire. Immagino bene, perché non abbiamo informazioni, sono asintomatici, però non... cioè dirti... al 100% tutto ok, no, perché non ho informazioni, sappiamo che sono asintomatici, forse ne avevamo uno che aveva sintomi se non ricordo male. Sì, i due gemelli di 4 anni di questa mattina, perché voi non sapete i casi, 2 gemelli di 4 anni questa mattina. La mamma sì, la mamma è straniera. Padova. Comunque nel report che vi mando dopo c'è tutto. Altro? Filippo. Sì, buongiorno Presidente. Ciao. Intanto, come dire,
Stiamo parlando di dati, lei ha annunciato la sequenziazione del virus serbo, però a me sembra evidente che basta un po' girare, aprire gli occhi e si nota che siamo davanti a un cessato allarme generalizzato. La gente non teme più il virus. Di persone con le mascherine io ne vedo veramente poche. Le distanze sono un optional, nel senso che sono affidate più che altro alla buona volontà di ciascuno. Secondo me, come dire, è un fatto oggettivo del quale bisognerebbe prendere atto, che la gente non teme più questa diffusione e quindi i comportamenti saranno conseguenti, al di là di quello che possiamo dire e di quello che possiamo far notare. Però mi dica lei se ha l'impressione in giro di una situazione di allarme, di timore, di paura. Io no. Francamente. Sì. La seconda, questa era una considerazione sulla quale mi interesserebbe la sua opinione. La domanda vera e propria riguarda invece proprio il virus serbo, ovvero abbiamo letto che c'è questo brutto focolaio in Serbia, cioè dove hanno ripristinato il lockdown. C'è un'onda carsica che si sta muovendo poi verso la Slovenia e la Croazia. Da questo punto di vista si è sentito con il suo collega Federica del Friuli, c'è in programma qualche azione di contenimento particolare, perché poi il Friuli è, come dire, l'autostrada naturale per il Veneto? Grazie. Prego. No, mi sono sentito con Massimiliano Federica anche ieri o l'altro ieri, sabato o domenica, non mi ricordo più. E, lui continua con il piano di sanità pubblica e quindi con gli screening anche su comunità straniere, e penso che questo è quello che possiamo fare. Dopodiché il tema delle frontiere è un tema nazionale, vi ricordo. Dall'altro dobbiamo però anche ricordare che noi dovremmo prendere atto che noi siamo stati, dopo Wuhan di fatto, dopo Wuhan e la Corea, siamo stati i primi nel mondo occidentale ad avere il virus. Noi abbiamo mesi di anticipo su altre comunità. La Serbia sta vivendo oggi quello che noi vivevamo a marzo, per capirci, e quindi è inevitabile che notate cosa sta accadendo in Florida adesso, no? Non si parla più di New York, si parla della Florida. Cosa sta ancora accadendo in Brasile, in America Latina, o quello che sta accadendo in Israele. Per cui questi focolai adesso stanno facendo il giro del mondo, come accade nelle pandemie, e poi si spegneranno. Dopodiché le mascherine, guardate, io continuo a dire che il distanziamento sociale e la mascherina sono delle regole che ci hanno dato, no? Dopo, per carità, a tutti commette di fare la leggerezza, a tutti capita di trovarsi in situazioni magari dove non ce l'hai o non la porti o quello che è, però bisogna, e come ho sempre detto e nessuno può smentirmi, partire da un presupposto che il virus, finché ci dà contagiati, c'è, punto. Dopodiché tu puoi decidere, lo diceva un vostro collega giornalista, uno può fare anche la roulette russa, no? Voi sapete, no? Cioè, carichi la pistola, metti un proiettile solo, e tu dici vabbè, ma ci sono 1000 fori, ho messo un proiettile, è una possibilità su 1000 di avere il proiettile che esce, però accade anche che una volta su 1000 esce il proiettile, no? Per cui bisogna stare attenti, dopodiché sapete, non è neanche facile in questo contesto, in un mondo nel quale è giusto che ognuno abbia la sua idea, e in un mondo nel quale io accetto anche l'idea di chi mi dice che è tutta un'invenzione, accetto anche questa, anche se non la condivido, però la mia libertà finisce dove inizia la tua e viceversa, la tua libertà finisce dove inizia la mia. Ecco, nel rispetto delle idee di tutti, però è difficile anche dare informazioni ai cittadini quando trovi comunque che c'è una corrente ormai importante di gente che dice che il virus è tutta un'invenzione, che il virus è un'influenza, che addirittura abbiamo ammazzato i cittadini nelle terapie intensive, che non serviva a niente. Poi a fianco magari ci si mettono anche degli operatori, dei clinici che dicono sì, però capite che in un mondo nel quale tutti hanno la patente di premio Nobel, io ne prendo atto, io non ce l'ho la patente di premio Nobel, sento i clinici e mi dicono, allora uno si chiede, bene,
guardo adesso girano le tabelle di mortalità, non sono morte persone più degli altri anni, quindi vuol dire che il virus non pesa niente, sì, premesso che non sono morti in strada ad esempio, perché non abbiamo avuto altre mortalità, ma tutto ciò premesso, ma come sono morti questi pazienti? Sono morti cercando l'aria, l'ossigeno, non sono morti nel sonno come è accaduto qualche anno fa, e quindi penso che sia un fatto anche di dignità, no? Dopo un po' io allargo le braccia quando leggo che il problema è solo delle big pharma, della massoneria e di altre menate del genere. Cioè, se tu vuoi far colpo basta dire che uno è massone, che un altro è Bilderberg, che un altro è con le multinazionali. Cioè, cosa volete che vi dica? Non so cosa dirvi. Addirittura siamo arrivati al punto nel quale siamo attaccati per i vaccini. Allora, siamo l'unica regione che ha raccomandato il vaccino anti-influenzale. È una colpa anche garantire a chi vuole vaccinarsi di farlo vaccinare. Se siamo in un paese libero, ognuno sarà pur libero di fare quello che vuole, o no? O funziona che chi non vuole i vaccini vuole anche che chi vuole vaccinarsi non si vaccina? Siamo l'unica regione che è finita in tribunale per difendere la libertà di scelta nei vaccini. Voi l'avete scritto quintali di pagine, o no? Noi avevamo un modello vaccinale che prevedeva la libertà di scelta e ci è stato tolto per legge e abbiamo anche ricorso e abbiamo perso. Adesso sembra che il mondo si sia capovolto, vabbè, ne prendo atto, cosa volete che vi dica? Mi spiace quando fa questi discorsi, ma sono dei clinici che banalizzano cose che io sento da loro colleghi poco banalizzate. Mi scusi, chi è esattamente che vi attacca sul fronte vaccini? Sta alludendo alle aggressioni sul web? Ma sì, ma non guardi, cioè, a me, io posso dire, io rispetto le idee di tutti, anche di chi dice io voglio fare una vita, ma un discorso è l'esprimere una considerazione, un discorso partire dal presupposto che il tuo interlocutore sia un ciarlatano, perché così non si ragiona. Questa è una comunità che non crescerà mai con questo sistema. Però chiuderei qua e parlarvi di una roba molto più importante. Vi ricordate che vi ho detto che stavamo testando una modalità che poteva essere una novità per sostituire i tamponi? Allora, il tampone è ancora l'unica modalità diagnostica. Però giustamente io vi ho sempre detto, guardate, davanti a una pandemia e una massa critica di pazienti come quella che abbiamo a livello mondiale, è inevitabile che tutte le case farmaceutiche cerchino di produrre qualcosa che sia molto più veloce. Cioè, uno si fa il test di gravidanza in casa velocemente, si fa la glicemia a differenza di una volta in 3 secondi, si fa altre robe, non si capisce per quale motivo il Covid deve essere ancora legato a un tampone, che ci vuole un operatore specializzato a farlo, poi viene messo dentro, portato in laboratorio, processato. Bene, noi abbiamo testato, ve lo dirà il dottor Rigoli, ormai 1000 tamponi rapidi vengono dalla Corea in doppio, cioè tampone normale e tampone rapido. L'errore è stato su 1000 uno che ha dato un falso positivo, non falso negativo. Ci ha detto che una persona era positiva ma non lo era. C'è qualcuno che lo vuole fare subito? Ah sì? Chi è uno? Me ne basta uno però. Rick. Un giornalista però. Rick si è candidato. Vieni qua Rick. In 7 minuti abbiamo il risultato. Speriamo che non sia positivo, sarà la notizia. Allora lo faccio io qui. Ah, quindi recuperiamo, mettiti qua, mettilo qui centrale, così recuperiamo anche il tampone. Dove è il previso? Allora, intanto vi dico io, stiamo parlando, e dopo il dottor Rigoli spiegherà tutto, di un tampone, è proprio un tampone, molto più flessibile, si infila nelle 2 narici, reagente 7 minuti dalla positività. Capite che adesso il dottor Rigoli con l'Istituto Superiore della Sanità si sta muovendo per la validazione, ma già dice che anche altre ditte a livello internazionale stanno portando avanti questa partita. Quindi capite che come piano anche di screening si va a una velocità che si passa dal carretto con i cavalli a Ferrari come velocità. Guarda, costa 12 euro, spingi, fa male, eh?
Dà fastidio. Dà fastidio ma non fa male. Fatto? Puoi andare. Non vuoi niente? Niente, te mettiamo in due dopo l'averlo messo sul naso. Vai. Guardate, fai vedere come. Lo infila dentro al kit. Fai delle foto. Si strizza. Ma se vuoi dirlo qua. Io non so che non abbiamo un portatile. Viene intinto in questo liquido, viene strizzato, il tampone poi viene eliminato, lo mettiamo qua dentro, viene messo un dispensatore di gocce, ecco qui, si mettono 3 gocce, 1, 2, 3, fatto. 7 minuti abbiamo il risultato. 13.03. Prego, dottor Rigoli. Si sta già colorando. Sì, Rigoli, se no spiega. No, ma devo mettere, ecco qua. Perfetto. È molto vicino. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Allora, il test è un test rapido, la novità rispetto agli altri test rapidi è che questo va alla ricerca diretta del virus, avete visto a livello rinofaringeo. E praticamente va a prendere l'ipotetico virus nella cosiddetta cantina che noi chiamiamo dei batteri dietro nel retrofaringeo, viene stemperato in questo liquido e viene distribuito in questa saponetta. Cosa succede? Succede che quando io metto le goccioline nella saponetta, il liquido nasale inizia a migrare lungo la saponetta e c'è un punto in cui sono presenti degli anticorpi specifici contro il virus Covid-19. Se esiste il virus, si attacca agli anticorpi specifici, c'è una reazione cromatica per cui mi viene la bandina rossa. Se invece è negativo, non avviene questa reazione. Alla fine della corsa c'è un controllo positivo, per cui perché mi dia la sicurezza che è avvenuta la reazione, io devo avere la bandina del controllo positivo. Allora, per il nostro giornalista, per la tranquillità del nostro giornalista, vi dico già che vedo che è già negativo e che la bandina del controllo è venuta positiva, quindi dopo ve la passo. Questo è un test rapido, noi l'abbiamo provato su circa 1000. Guardate il tempo. Questa qui è potete già controllare che c'è la reazione. Non è già sufficiente se il controllo. Allora, la questione è questa. Questo è considerato un test di screening, per cui noi non facciamo diagnosi definitiva se è positivo, ma se è positivo lo confermiamo con la biologia molecolare, quindi tutti i positivi poi arrivano da noi e li confermiamo. Tenete presente però che la velocità dell'analisi ci consente immediatamente di isolare l'ipotetico positivo. Noi abbiamo, non solo noi l'abbiamo provato, ci sono altri centri che lo stanno provando parallelamente, per esempio Vicenza, che lo ha utilizzato anche per i pazienti che voi sapete, quelli positivi dal Kosovo e che sono stati riconosciuti da questo test come positivi, naturalmente sono stati fatti in doppio, per cui noi adesso dobbiamo raccogliere una quantità sufficiente di positivi, perché dobbiamo arrivare a 100 e non siamo ancora a 100, oltre gli altri che sono negativi, per trasferire tutti i dati alla Capobianchi, alla professoressa Capobianchi e al Ministero perché prendano in considerazione di inserire nel piano di sanità pubblica questo test. Spieghiamo chi è la Capobianchi, Spallanzani. La Capobianchi è la professoressa che dirige la virologia allo Spallanzani, che è quella che ha sequenziato il virus, che è il centro di riferimento italiano.
Vi dico che questo è l'inizio di un nuovo approccio diagnostico, perché nei prossimi giorni, settimane, vedrete che arriveranno delle novità e quindi ci daranno la possibilità di fare una diagnostica rapida a tappeto. È una cosa molto semplice, tenete conto che stiamo ipotizzando di utilizzarlo nei pronto soccorsi, perché i pronto soccorsi hanno ripreso ad avere affluenza elevata, per cui con la storia di aspettare il tampone positivo o negativo fatto in biologia molecolare, certe volte i pazienti devono stare là 1 ora e mezza, 2 ore, 2 ore e mezza. Questo test rapido mi consente subito di classificarlo. Il positivo viene isolato e viene confermato il test. È semplice, banale se volete, ma è molto efficiente. Tutto qua. Io quando ho preso il microfono volevo ringraziare, se mi è concesso, la dottoressa Ricci dell'Istituto Zooprofilattico, perché ci aiuta molto in quello che ha fatto. E mi permetto di fare una considerazione prima delle domande, che la clinica è fondamentale. Noi siamo microbiologi, lavoriamo in laboratorio, ma dobbiamo sempre stare attenti ai segnali della clinica, e la clinica ci diceva che alcuni ceppi erano più virulenti di altri, e adesso si inizia a dimostrare anche dal punto di vista della sequenza del virus. Domande, Bonet. Ora 1, 2, 3, vai, Bonet, e Tosato. Ormai lo vado sempre sul tempo. Professore, 2 domande. Dottor Rigoli. Scusi dottore, sono abituati i professori, un po', no, faccio confusione. Certo, no, io sono un manuale della microbiologia. Sì, va bene. Dovete scusarmi, devo andare. Avete altre domande per me? Allora, vi lascio in ottima compagnia, dottor Rigoli, e poi l'assessore che vi dice della riforma. Guardate, questa roba è strepitosa. Cioè, se fossimo il 21 febbraio e avessimo quello che abbiamo in mano oggi, correremmo a 100 all'ora, invece noi siamo partiti a 5 all'ora, perché allora avevamo il risultato del tampone dopo 4-5 giorni. Immaginate cosa che fa, anche di più, cioè dipende poi dalla capacità produttiva. Io so che a qualcuno magari non potrà piacere questa roba, ma io ve lo sto dicendo da mesi, è inevitabile dal punto di vista industriale, si vada a industrializzare il processo, e questa è la soluzione, c'è il test rapido, è inevitabile, cioè noi dobbiamo capire che sta cambiando il mondo su tutto fronte. Questo è coreano, è detto, no? Sì. Ma ce ne sono anche altri. Ne stanno arrivando da tutto il mondo e anche dall'Italia. Sì, il costo è di 12 euro. Se voi pensate che il test in biologia molecolare costa 18 euro, noi risparmiamo ogni test 6 euro. Grazie, arrivederci. Vabbè, una domanda ho già risposto, volevo chiedere il costo. La seconda è se è commercializzabile tra i privati, cioè un'azienda potrebbe acquistarlo per i suoi dipendenti in modo da screenarli tutti in massa in 10 minuti, grazie. Assolutamente sì, nel senso che è come i test rapidi per gli anticorpi. Tenete presente però, questo è un punto fondamentale, quando c'è la positività va immediatamente, diciamo così, avvertita la sanità pubblica e va fatto l'approfondimento con il test in biologia molecolare, perché rimane a livello mondiale l'unico test che fa diagnosi in questo momento. Prego. Sì, grazie. Abbasso anche qua, scusi la voce. Se oltre appunto, pensando ai test precedenti, c'era per esempio difficoltà di avere reagenti, avere altre cose, questo tipo di test che tipo di problematiche invece potrebbe avere, se ne ha? Cioè, dal punto di vista della fornitura? Esatto, sì. Nel tempo, nella quantità abbondante che deve esserci. Ma guardi, per quanto riguarda la produzione di questo test, in teoria dovrebbe essere più semplice. La seconda considerazione che faccio è che moltissime sono le aziende che si stanno preparando
per produrre questo test, sia aziende diciamo così non grossissimi sia le multinazionali, quindi io penso che non dovrebbero esserci problemi di approvvigionamento. Probabilmente ci saranno all'inizio, perché ovviamente quando partiamo perché sono lì tutti che stanno a aspettare, poi basta che parta qualcuno, come è successo, vi ricordate, con il test rapido in biologia molecolare che abbiamo messo in Veneto e dopo lo hanno voluto tutte le regioni. Credo che accadrà la stessa cosa. Grazie, buongiorno dottore. In parte ha già risposto, volevo chiederle se ci sono altre realtà extra Veneto che stanno testando questo tipo di strumento. Sì, le aggiungo anche che arriveranno dei test ancora più sensibili, perché questo fa la ricerca diretta del virus, positivo o negativo. Ci saranno dei test che andranno a cercare sempre l'antigene, il virus, e andranno ad amplificare il segnale, quindi non il RNA e il DNA, perché non stiamo parlando di biologia molecolare, ma amplificheranno il segnale. E ci saranno test che saranno legati a degli strumenti, quindi tutto registrabile anche e quindi più fruibile ancora. La seconda domanda è ultima, per la sua esperienza, finora siamo a una media mi pare di 9.000 esami al giorno in Veneto come capacità. Sì. Con questo tipo di strumento invece quanto potrebbe essere moltiplicato? Mi pare di capire ad infinito? Ma guardi, allora, per inquadrare bene la questione, io rappresento il meccanico che mette a posto le gomme, lo dà alla macchina che deve andare a correre. Adesso noi abbiamo questi dati qui e lo consegniamo all'assessore e alla dottoressa Russo, che dovranno poi decidere su quale settore andare a iniziare a screenare. Quindi un po' alla volta dovremmo ragionare su questo approccio. Se non sbaglio toccava Tosato o saltato qualcuno, no? Buongiorno dottore. Lei ha accennato lì a una saponetta, di cosa si tratta? È il materiale che consente di verificare la positività o la negatività del soggetto? Sì, noi ormai usiamo questo termine saponetta come test, come si usa nel test della gravidanza, come si usa per il test degli anticorpi, no? E ha sempre questo tipo di procedura, si mettono delle gocce e poi c'è questa migrazione. Il tema è che mentre prima andavano a cercare gli anticorpi, quindi una ricerca indiretta dalla diagnosi, qui invece va a cercare direttamente il virus, quindi ci cambia la vita, questo è il punto. Diceva che l'avete sperimentato soprattutto nei pronto soccorso? L'abbiamo sperimentato sui pronto soccorsi, sì. L'abbiamo fatto in doppio, con grande soddisfazione e diciamo così che i casi positivi che abbiamo trovato, quei pochissimi casi positivi che abbiamo trovato al pronto soccorso, si sono confermati in biologia molecolare. Non vi nascondo che sabato e domenica li abbiamo usati in doppio per il focolaio che abbiamo dovuto affrontare nell'RSA di Fara di Soligo. Cristina Giacomuzzo. Buongiorno dottore. Le chiedevo a che punto siete, perché da quello che ho capito dovete arrivare a un numero di 100 positivi di passaporte. Adesso quanto vi manca per arrivare alla... Ci manca, guardi, siamo intorno a una quarantina di positivi. Tenga presente però che proprio ieri, domenica, ho sentito i colleghi delle altre hub, sono pronti a partire, quindi dovremmo velocemente arrivare a questo centinaio di positivi. Cioè altri hub, quindi vuol dire altre ULSS allora? Di altre ULSS, sì, sia l'ULSS, il direttore Scibetta, che è la ULSS
sei Euganea, sia Vicenza che è già partita, probabilmente anche Verona, per cui velocemente anche Mestre abbiamo coinvolto in questo monitoraggio e quindi dovremo, più lentamente andiamo vuol dire che meno casi abbiamo, quindi è una buona notizia. Esatto, se ci mettiamo più tempo sarebbe meglio. E volevo chiederle un'ultima precisazione, quando si parla di virus diversi, questo è in grado di agganciare, recepire, fare qualsiasi tipo di... Sì, fa tutti e due perché è una zona ampia e poco, diciamo così, settoriale. Direi che possiamo dare la parola all'assessore Lazzari, se non ci sono altre domande per il dottor Rigoli, che magari parliamo delle RSA, la situazione nelle RSA. Grazie. Ci può parlare su Rigoli? No? Sì, grazie. Sì, allora la situazione per quanto riguarda le RSA continua il monitoraggio perché loro rientrano nel piano di sanità pubblica, quindi vengono continuamente fatti ogni 30 giorni i tamponi a tutti i dipendenti e a tutti gli ospiti. Prova ne è che anche con le verifiche che ci sono state è stata trovata qualche positività asintomatica. Altra cosa invece è il cluster di Farra di Soligo. Allora, in questo caso appunto voi sapete, insomma, rispetto al primo paziente zero riscontrato positivo è partita subito la macchina organizzativa e quindi io ringrazio sicuramente l'USL di Treviso, l'USL trevigiana, il SISP, la microbiologia, perché voi tenete conto che subito sono stati testati tutti gli ospiti e tutti gli operatori, mi sembra 208 persone. È stata allargata la maglia poi dei contatti, voi sapete che noi abbiamo 14 giorni, ogni struttura tiene l'elenco dei visitatori, quindi sono stati chiamati i visitatori che sono stati nei 14 giorni precedenti, i fornitori e quindi altri 80 tamponi, mi sembra l'esito è quello dei 6 positivi tra gli ospiti e 2 tra gli operatori, con la notizia, come diceva il Presidente, che il virus sembra, quindi ipotesi che sia appunto entrato tramite un operatore che aveva avuto questi contatti, che dovrebbe aver avuto questi contatti con degli ospiti stranieri che è venuto in contatto, però sono ipotesi che stiamo adesso vagliando, insomma, quindi non sono ancora ipotesi certe. Però questo cosa dimostra? Dimostra che la macchina organizzativa quando si muove riesce in maniera puntuale a individuare, fare l'analisi epidemiologica e anche chiudere, perché in questo caso siamo riusciti a chiudere un reparto perché era tutto molto circoscritto in un reparto e quindi far sì, insomma, che tutto fosse molto limitato. Questo vuol dire che il piano di sanità pubblica funziona se così, insomma, messo in atto e in maniera tempestiva, quindi la celerità della diagnosi dei tamponi è fondamentale e questo sicuramente è uno strumento che diventa fondamentale proprio nell'individuare in tempi celeri quando ci dovessero essere cluster o situazioni di questo tipo. Domande? Bonnet. Sono tornato prolifico. Allora, volevo chiedere questo assessore sul tema delle liste d'attesa per le prestazioni, impatto Covid e prestazioni rimaste indietro. Mi può fare un punto di come siamo messi? Ma lì allora noi abbiamo avuto un grosso problema iniziale, voi sapete, con il discorso delle linee telefoniche, dei centralini telefoniche per l'intasamento appunto delle richieste rispetto alle prestazioni che erano state sospese, quindi marzo e aprile, tutto marzo e tutto aprile, in linea di massima. Sono state potenziate le linee telefoniche in quasi tutte le aziende sanitarie proprio per permettere, insomma, un po' di accelerare rispetto, insomma, a questo che era un disservizio che si era creato.
Le aziende si stanno organizzando con turni aggiuntivi rispetto appunto a cercare di smaltire liste d'attesa e in alcuni casi sono stati anche dati degli extra budget, ove possibile, dove ci sono appunto anche i presidi di extra budget proprio per cercare di smaltire più liste possibili d'attesa. Tecnicamente cosa vuol dire che sono stati dati di extra base? Vuol dire che c'è stata una crite con una delibera di giunta che mi sembra l'ho portata giovedì scorso, in cui in alcune situazioni per la specialistica sono stati dati dei budget aggiuntivi a degli erogatori privati accreditati e convenzionati proprio nell'ottica di cercare di smaltire alcune situazioni che si erano accumulate. Tipo, non so, l'oculistica penso, piuttosto che alcune visite dermatologiche, cose di questo tipo. Domande, Filippo? Io volevo tornare un attimo a questa cosa che mi ha colpito le minacce, gli insulti, questa carica di ostilità che si registra sul web a 360 gradi e quindi un pochino colpisce tutti gli operatori nei vari ambiti, insomma immagino anche nell'ambito della sanità, c'è chi lancia accuse, c'è chi... Lei ha avuto anche lei riscontri di questo tipo? Ma sì, cioè nel senso che ci sono sicuramente stati momenti in cui probabilmente la dialettica non è più una dialettica costruttiva ma più una dialettica di attacco e anche insomma sicuramente non nell'alveo della correttezza, quindi c'è stata sicuramente. Altre domande? Federiva. Solo per concludere, buongiorno Assessore, questo test ultra rapido quindi potrebbe per esempio essere implementato nelle case di riposo per i motivi che si è detto? Come diceva il dottor Rigoli, adesso noi andremo a rivedere il piano di sanità pubblica, quindi rispetto appunto a quelle che sono oggi le categorie che sono sottoposte a screening continuativo e faremo una valutazione appunto con la prevenzione rispetto all'utilizzo e l'allargamento anche di questa modalità. E con questo vi ringrazio, ci vedremo alla prossima convocazione. Torniamo in studio, quindi questa è la conferenza stampa odierna del governatore Zaia. Avete visto con lui Roberto Rigoli, che è primario di microbiologia al Cafoncello di Treviso. Rigoli è uno dei nomi della task force medico sanitaria avviata dalla regione durante l'epidemia. Rigoli che ha parlato di questo nuovo test rapido, ma ci ritorneremo nel corso della nostra diretta e dei nostri collegamenti. Il governatore Zaia dal canto suo ha detto che restano dei focolai domestici, ma che la situazione è completamente sotto controllo, ma che preoccupano i casi che arrivano dall'estero. Questo è il nuovo tema che riguarda non solo il Veneto ma l'Italia intera, perché di fatto questo virus, il contagio perlomeno ha una geometria variabile per quanto attiene proprio ai luoghi. In questo momento sappiamo che nell'est Europa ci sono tantissimi focolai, fino a qualche settimana fa invece proprio in quei paesi la situazione sembrava sotto controllo, quindi di fatto sembra quasi che questo virus colpisca quasi a turno tutti i paesi del globo. Quindi la situazione da questo punto di vista, dice Zaia, va monitorata nella giornata in cui il collega friulano Massimiliano Federica chiede anche delle sanzioni penali per chi arriva dai paesi che si trovano adesso nella blacklist italiana. Questo sul fronte del contagio. Vi mostrerei anche la prima tabella di giornata di Regione Veneto con azienda zero. Cerco un attimo di
allargare un attimo solo. Ecco, come vedete ci sono 4 positività in più sul territorio della regione del Veneto, che sono state registrate tra le 17 di ieri, quindi le 5 di ieri pomeriggio e le 8 di stamane. Un caso in provincia di Venezia, 3 invece sono i casi che sono in corso di assegnazione sui territori delle varie ULSS, quindi il numero è assolutamente contenuto. I casi attualmente positivi sono 412, questa mattina in apertura di diretta abbiamo sottolineato il fatto che si è ritornati sopra quota 400, un segnale non positivo, ma di fatto va detto che la situazione è sotto controllo anche dal punto di vista matematico numerico. Non ci sono nuovi decessi, quindi il dato totale è fermo a 2039 decessi sia nelle strutture ospedaliere che nelle case di riposo, e questo dall'inizio dell'emergenza, mentre si avvicina a quota 17.000 il numero dei soggetti che si sono negativizzati, quindi che avevano contratto il virus, ma che nel frattempo, in questi mesi, in queste settimane, appunto, poi si sono negativizzati. Il dato più significativo è quello dei soggetti in isolamento domiciliare, che continua ad aumentare. Siamo a 1293 persone in quarantena nelle varie province del Veneto, con il numero più alto che si registra in provincia di Verona, dove sono oltre 400 le persone trattenute appunto in casa perché appunto positive al Covid o perché entrate in contatto, ovviamente nella maggior parte dei casi, con soggetti positivi. Vediamo anche per un attimo il numero dei soggetti ricoverati nelle terapie intensive. Anche questo numero resta stabile, sono 9, di questi 3 positivi, 6 i soggetti che nel frattempo, nel corso del ricovero in terapia intensiva, si sono negativizzati. Anche questi sono numeri stabili rispetto ai precedenti bollettini. Ecco, questa quindi la situazione sul fronte del contagio. Poi c'è la cronaca per esempio che arriva dalla montagna con un salvataggio ieri sera in alta quota alle 23 con il soccorso alpino di Auronzo di Cadore, siamo quindi nel Bellunese, che è stato attivato per 4 alpinisti in difficoltà, partiti alle 6 del mattino per affrontare la salita alla grande delle 3 cime di Lavaredo, 3 uomini di 60, 51 e 34 anni e una donna di 67, tutti piemontesi, si sono attardati durante il tragitto. Al rientro in prossimità del ghiaione hanno sbagliato direzione, e questo anche a causa della nebbia che limitava la visibilità a pochi metri. Così sono finiti in un canale sbagliato. Da qui l'allerta, l'allarme, una squadra li ha quindi raggiunti e riaccompagnati a valle, un'operazione non facilissima vista anche la nebbia, tanto che si è conclusa solo alle 2 di notte. In questo periodo di ripresa delle escursioni e gite dopo mesi di inattività dovuta all'emergenza Covid, spiegano dal soccorso alpino di Belluno, raccomandiamo di avvicinarsi con gradualità alla montagna. Questo è uno dei temi che abbiamo affrontato più volte anche noi, proprio con gli esponenti del soccorso alpino, anche recentemente con il capodelegazione Alex Barattin, quindi affrontando mete appropriate alla preparazione, alle condizioni fisiche di ciascuno e che non richiedano un impegno superiore alle proprie capacità. Questa è la raccomandazione quindi delle tute rosse del soccorso alpino. Ma la giornata di oggi è una giornata storica, dall'altissimo valore simbolico, perché quello che è successo e che sta accadendo a Trieste ha un'importanza per l'appunto storica. Cos'è successo? Possiamo vedere le immagini che ci arrivano dai colleghi di Tele 4. Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e
il suo parigrado, quindi il presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor, si sono tenuti per mano a Trieste davanti alla foiba di Basovizza. Fra poco vedremo queste immagini perché la storia è fatta di gesti e oggi a Basovizza si è scritta una pagina importante della storia nelle relazioni tra Italia, Slovenia e paesi dell'ex Jugoslavia. Pahor è il primo statista di un paese dell'ex Jugoslavia a rendere omaggio a una foiba. I due presidenti sono rimasti un minuto mano nella mano davanti alla foiba. La foiba di Basovizza è una delle più note, famigerate, perché lì vennero di fatto scaraventati circa 2000 italiani. Allo stesso tempo però i due presidenti si sono tenuti per mano anche davanti a un cipo che ricorda 4 giovani antifascisti slavi condannati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Era il 1930, i giovani sloveni vennero condannati a morte per un attentato ad un giornale locale, una testata di natura fascista. Fu definito questo gesto uno dei primi gesti della resistenza slava al fascismo. Anche qui Mattarella e Pahor si sono tenuti per mano, quindi di fatto è stato un gesto reciproco. Prima Mattarella che appunto ha preso per mano Pahor davanti alla foiba di Basovizza, poi Pahor che ha preso per mano Mattarella davanti appunto al cipo che commemora questi 4 giovani slavi condannati appunto per un attentato ad un giornale fascista dell'epoca. Ad accogliere il capo dello Stato oggi a Trieste c'erano il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che è giunto pochi minuti prima, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, poi il prefetto di Trieste Valerio Valenti, il sindaco della città Roberto Di Piazza. Poi cos'è successo? Più tardi in prefettura Mattarella e Pahor hanno consegnato allo scrittore Boris Pahor l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Boris Pahor è un uomo di 107 anni, uno scrittore che è il simbolo della minoranza slovena in Italia. Proprio Boris Pahor aveva scritto delle lettere accorate, le ha scritte per anni in verità ai vari capi dello Stato italiani perché un giorno del genere fosse possibile, e oggi questo atto di riappacificazione è avvenuto e non era affatto scontato, soprattutto in questi termini. Proprio la gestualità del tenersi per mano è una gestualità davvero importante che entrerà negli annali della storia. Sappiamo tutti quante polemiche ci sono ancora e strumentalizzazioni attorno al tema delle foibe. Sappiamo quanto il tema degli esuli istriani sia presente nel dibattito anche politico italiano. Furono migliaia le vittime nelle foibe, il numero non si conosce con esattezza, c'è chi dice decine di migliaia, c'è chi parla invece di qualche centinaio, di qualche migliaio, comunque furono tante. Di certo tantissimi furono gli esuli che partirono dalla Dalmazia, dall'Istria, dai territori italiani nell'ex Jugoslavia, soprattutto lungo la costa, Fiume, Zara, Pola e tante altre città. Furono 350.000, tantissimi si sono trasferiti a Trieste, tanti in Veneto, in Lombardia, nel nord-est, ma la diaspora è stata in tutta Italia e qui appunto la storia si confonde con l'attualità e storia recente. Questo l'inchino ai monumento dei due presidenti. Ecco, possiamo rientrare in studio con queste immagini molto belle e significative. Chiedo alla regia se è collegato il nostro nuovo ospite per caso.
ancora no, con il nostro nuovo ospite parleremo di turismo sulle spiagge del litorale, ma non ci sono solo le spiagge del litorale, ci sono anche gli alberghi, c'è anche il turismo dell'interno. Un turismo particolarmente in difficoltà è quello della Marca Trevigiana, che è un turismo, se vogliamo, a chilometro zero, ma è anche un turismo congressuale, fatto quindi di meeting di lavoro, un turismo logistico, c'è un aeroporto, il Canova di Treviso che è chiuso e quindi ci sono tanti alberghi in estrema difficoltà. In questo servizio Federico Capraro, che è presidente dell'Ascom, fa il punto. Solo un attimo. Un calo del giro d'affari che va dal 30 al 50% per il settore della ristorazione, dal 10 al 30% per i pubblici esercizi, per piombare almeno 75% degli alberghi e delle strutture ricettive. Numeri impietosi che fotografano la gravità della crisi provocata dall'epidemia su questi settori dell'economia trevigiana. In ginocchio soprattutto il ramo alberghiero con il crollo delle presenze. Passiamo dal 2019 oltre 2 milioni di presenze turistiche l'anno al 2020, dove probabilmente chiuderemo l'anno con dei numeri superiori, leggermente superiori ai 500.000. Rispetto dunque all'anno scorso, la Marca si prevede vedrà solo il 25% dei turisti. Per ospitare queste 2 milioni di presenze l'anno in provincia di Treviso noi avevamo la disponibilità di 6 milioni di posti letto l'anno. Ecco perché già da anni noi denunciavamo un eccesso di offerta sul mercato. Per cui se già avevamo un tasso di occupazione letti che era di poco superiore al 30%, capite che oggi a fronte di questi numeri che calano in questa maniera le previsioni sono drammatiche. Già 2 gli alberghi trevigiani che negli ultimi giorni hanno annunciato la chiusura dell'attività. Noi credo che assisteremo di qui a fine d'anno e comunque a marzo 2021 ad una serie di chiusure. Questo perché manca la materia prima, sono i numeri che mancano, sono i turisti e le presenze turistiche. Ecco perché, e non era una difesa di categoria, avevamo denunciato come fossero inconsistenti gli interventi a sostegno delle imprese, in particolare del settore turistico, da parte del governo. Queste quindi le parole di Federico Capraro. Dovremo avere in diretta collegato il nostro nuovo ospite, ma per consentire la stabilizzazione anche della connessione, ecco, lo vedo, Alessandro Berton, Union Mare. Buongiorno Berton. Allora facciamo così, 2 minuti di pubblicità e arrivo subito da lei e facciamo un po' il punto della situazione sulle spiagge del litorale. A dopo. Rientriamo in studio e ritorniamo sul litorale, sulle nostre spiagge con Alessandro Berton, presidente di Union Mare. Buongiorno di nuovo Berton. Buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Partiamo dalla fine, partiamo dal weekend. Com'è andata sulle nostre spiagge? Continua questo pendolarismo massiccio nei fine settimana? È stato un bel weekend di mare e di sole e sicuramente le spiagge della Costa Veneta sono state frequentate come insomma ci è accaduto nelle ultime settimane, quando il tempo ci ha graziato e finalmente oggi siamo qua e possiamo parlare un po' di turismo, ecco. E appunto, fino a poco tempo fa non era affatto scontato, ma sono numeri anche importanti per certi versi. Poi durante la settimana un po' il fenomeno si arresta, però basta questo per tenere in piedi i bilanci delle attività o comunque della maggior parte delle attività? No, assolutamente no, non basta, ed è proprio per questo che nelle settimane del lockdown abbiamo ribadito più e più volte che questa non sarebbe stata evidentemente una stagione di ricavi e di guadagni, ma i numeri sono importanti, soprattutto quelli occupazionali, e chi è venuto in una qualsiasi delle località turistiche in questo weekend si è reso conto di quante persone tengono in piedi la grande macchina del turismo
Veneto e della costa veneta in particolare. Per cui è una stagione molto difficile che stenta ancora a partire a livello di numeri, ma il comparto imprenditoriale ce la sta veramente mettendo tutta per diffondere ottimismo e per cercare di lanciare una nuova ripartenza. Ecco, mentre lei sta parlando stiamo vedendo delle immagini proprio recentissime della scorsa settimana relative all'inaugurazione a Eraclea Mare di un nuovo concetto, di una nuova concezione di spiaggia libera, quindi una spiaggia, diciamo così, regolamentata attraverso, nei distanziamenti, attraverso il legno di vaia. Ci vuole spiegare questo progetto? Vogliamo un attimo ricordarlo? Sì, la ringrazio di questa domanda perché mi dà modo di parlare di una delle grandi caratteristiche del popolo veneto, che è la solidarietà. Le comunità della montagna aiutano il mare e viceversa. La filiera del legno solidale, appunto, della tempesta Vaia che si è abbattuta sulle nostre montagne nell'ottobre del 2018. Ebbene, questo materiale è stato impiegato più e più volte sulla costa veneta, a Jesolo come a Bibione. Ricordo l'anno scorso il governatore Zaia venne proprio alla spiaggia di Nemo ad inaugurare un padiglione realizzato con quel materiale. Con lo stesso materiale quest'anno si è voluto portare avanti questo progetto del bosco in spiaggia, e quindi grazie al partenariato con la reggenza dei 7 comuni, rappresentata dal sindaco di Gaglio e dalla Regione Veneto, abbiamo utilizzato questi paletti per identificare delle aree che servissero semplicemente ad applicare quelle poche regole di buon senso anche sulle spiagge libere. Questo è un progetto che non ha alcuno scopo repressivo, ma semplicemente vuole creare le condizioni per far sì che la spiaggia libera, che è bene ricordarlo, è un bene pubblico di tutti, possa essere utilizzata dal più alto numero di utenti possibili, ma soprattutto al più alto livello di sicurezza. E quindi abbiamo identificato queste aree che determinano uno spazio vitale di 16 metri quadrati, che possono essere prenotate con un'applicazione, con il portale attraverso il portale di destinazione della località. Il loro utilizzo è assolutamente gratuito. Oltre a esserci la fornitura dello spazio, c'è la fornitura dei servizi, perché è stato fatto un importante accordo di partenariato coinvolgendo anche gli imprenditori del territorio, che hanno messo a disposizione quindi i servizi degli stabilimenti balneari anche per il turista non economico. È bene che anche la cittadinanza comprenda la bontà, la portata di questo progetto, perché come dicevo in apertura non si vuole mandare via nessuno, anzi vogliamo creare le condizioni perché tutte le persone possano venire al mare nel rispetto di quelle regole che sono indispensabili a causa dell'emergenza che abbiamo vissuto. Nelle settimane scorse è stata lanciata l'applicazione di Jesolo, la settimana scorsa invece quella di Eraclea, che se non sbaglio è e-Beach, quindi di fatto si può prenotare la spiaggia libera online. Sì, esatto, il potenziamento dei sistemi di prenotazione diventa indispensabile quest'anno per monitorare i flussi e per conservare i dati delle persone che frequentano la spiaggia. Lo abbiamo fatto a Jesolo in collaborazione con il Comune e con la Federconsorzia Remile, membro importantissimo di Union Mare Veneto. Abbiamo riprodotto questo schema anche ad Eraclea, appoggiandolo da una parte al portale di destinazione della città, il Visit Eraclea, che è stato uno dei tanti passi di crescita della nostra località, e in questo momento stiamo vedendo proprio i bellissimi video che fanno parte del patrimonio promozionale di questa località, e anche attraverso appunto l'applicazione creata ad hoc, che è stata pubblicata proprio questa mattina dalle piattaforme Apple e Android, attraverso la quale l'utenza potrà registrarsi, individuare una piazzola e prenotarsi, e quindi gratuitamente potrà venire al mare, utilizzare i nostri servizi, le nostre spiagge libere al più alto livello di sicurezza possibile. Ecco, diciamo che non è facile regolare questi flussi, perché poi sono anche delle best practice, cioè è una cosa in più che fate voi anche come operatori. Ecco, non ci sono particolari obblighi di legge se non quelli relativi al distanziamento. Quindi voi state lanciando un messaggio di sicurezza ulteriore per certi versi. Resta il fatto che ci sono luoghi della spiaggia come il bagnasciuga, i pontili e così via, che sono spesso presi d'assalto e dove
le misure di distanziamento un po' saltano. Sì, lei ha perfettamente ragione e questo è uno dei tanti motivi per cui questo progetto va spiegato bene, con pazienza all'utenza, che deve capire che queste regole non hanno appunto un intento repressivo, ma semplicemente quello di mettere un po' di ordine, di creare delle regole di buon senso per la salute e l'interesse di tutti. È evidente che il grande tema di quest'anno sarebbe stato quello delle spiagge libere, dove non è possibile pensare ad un monitoraggio, ad un controllo come quello degli spazi attrezzati. L'utenza, la cittadinanza deve comprendere che queste buone pratiche hanno un unico scopo, quello di mettere in condizione loro stessi di poter venire al mare e di avere la possibilità di utilizzare uno spazio senza che vi siano assembramenti, accalcamenti, ma consentendo a tutti la possibilità di passare in sicurezza una bella giornata al mare, a Eraclea come su tutta la costa veneta. Sì, adesso stiamo vedendo queste immagini molto belle, tra l'altro, di Eraclea con la sua pineta, spiaggia che tra l'altro lei conosce molto bene. Diciamo che vedendo anche queste immagini viene da dire che la promozione è tutto, è anche un bel video, diciamo che ha un suo peso specifico vedere sventolare la bandiera blu. Ricordiamo che quasi tutte le località della costa veneta sono bandiera blu. Mi permetto di correggerla perché da quest'anno proprio tutte, nel senso che non solo sono state confermate tutte le bandiere blu dell'anno scorso, ma è stata assegnata la bandiera blu anche al comune di Porto Tolle, quindi tutte e 10 le spiagge del Veneto sono bandiera blu. Noi abbiamo una grande fortuna in Veneto, abbiamo una costa meravigliosa con 10 località splendide, ognuna delle quali con delle caratteristiche proprie. Parliamo sempre delle grandi mete del turismo, di Caorle, di Bibbione, di Jesolo, di Cavallino, ma abbiamo anche tante altre spiagge che hanno molto da offrire, Sottomarina, il Delta, Rosolina, Eraclea stessa, e quindi la promozione è importante per far conoscere al mercato interno, al mercato straniero, non solo le nostre spiagge ma il nostro entroterra. Basta guardare questo video che sta scorrendo di fronte a noi per renderci conto di quante cose abbiamo da offrire. La costa veneta, da Bibbione fino a Rosolina, passando attraverso tutte e 10 le località, si conferma anche quest'anno, in un momento veramente difficile, come il comparto più importante del turismo balneare italiano. Senta Berton, come siamo messi a tedeschi? La domanda è un po' dozzinale, però stanno arrivando. Guardi, è già qualche settimana che abbiamo iniziato, per fortuna, ad incrociare sulle nostre spiagge, lungo le nostre strade, i primi ospiti tedeschi, austriaci, i mercati di prossimità che sono così importanti per noi. È chiaro che quest'estate è fortemente targetizzata sul mercato italiano, sul mercato interno. Gli ospiti tedeschi stranieri confermano di apprezzare e di gradire le nostre località. Magari ci vorrebbe anche un pizzico di collaborazione in più da parte delle autorità straniere che riconoscano ad esempio i grandi sforzi che sono stati fatti da noi per elevare quel livello di sicurezza di cui parlavo prima. Nei prossimi giorni presenteremo proprio un reportage da questo punto di vista, perché abbiamo voluto fortemente far partire la stagione per sottolineare la sicurezza delle spiagge venete. Nei prossimi giorni, anche grazie in collaborazione con l'assessorato regionale al turismo, con l'assessore Caner, faremo vedere, daremo conto di come gli operatori turistici balneari del Veneto in questi 2 mesi di apertura, dal 30 di maggio, si sono presi cura delle spiagge e soprattutto degli ospiti che frequentano le nostre spiagge, per riaffermare il fatto che la costa veneta è in grado di garantire, attraverso il sistema di prenotazione, attraverso il distanziamento sociale e soprattutto attraverso l'attenzione, la cura, la pulizia e la sanificazione, il massimo livello di sicurezza possibile. Previsioni, si arriva a settembre inoltrato, se stiamo a guardare le prenotazioni, anche perché le scuole cominceranno il 14 di settembre, ci sarà una stagionalità più lunga del solito secondo lei? Guardi, in questo momento qua si è parlato molto di eroi nelle settimane buie del Covid. Forse gli eroi di questo momento sono anche i tanti imprenditori che hanno deciso veramente, come si dice, di buttare il cuore oltre l'ostacolo e di aprire le proprie attività per dare la possibilità a quella continuità occupazionale di cui si è tanto parlato.
facciamo fatica a fare programmi, lavoriamo giorno per giorno, siamo concentrati sulla cura e sull'attenzione delle nostre spiagge, dei nostri alberghi, dei campeggi, di tutte le attività. Speriamo che il tempo sia clemente e noi ce la metteremo davvero tutta. Siamo pronti e a braccia aperte ad accogliere tutti gli ospiti che vorranno venire da noi, da qui fino alla fine della stagione estiva, che speriamo sia il più tardi possibile. Berton, la ringrazio, grazie davvero da Alessandro Berton, buona giornata. Grazie Presidente di Union Mare del Veneto. Adesso per noi c'è una breve pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo. Di nuovo insieme, di nuovo in diretta, vi farei sentire adesso le parole che sono state pronunciate questa mattina dal Ministro all'Istruzione Lucia Azzolina, che si trova in Calabria, è stata a Catanzaro, poi a Locri, per parlare ovviamente della ripartenza dell'anno scolastico a settembre. È atteso da tutti e tutti sperano che sia un anno scolastico il più possibile normale, ma sentiamo cosa ha detto questa mattina Azzolina ai giornalisti. Grazie. Si riuscirà a ripartire a settembre? Sì, a settembre ripartiamo in sicurezza e in presenza, riportando tutti i nostri studenti a scuola, come abbiamo più volte ribadito. Ci sarà la sicurezza, insomma, che tutti quanti auspichiamo? Assolutamente sì. Il governo ha lavorato in questi mesi proprio per garantire la sicurezza di tutti, lo abbiamo dimostrato, ahimè, anche quando abbiamo dovuto chiudere le scuole, ma adesso le riapriremo in sicurezza. Le riapriremo in sicurezza, così la ministra Azzolina questa mattina a Catanzaro, ed è la speranza ovviamente di tutti. Per quanto concerne il report di giornata della Regione del Veneto, prima lo abbiamo visto insieme, ci sono di fatto 4 nuovi casi, ma relativamente ai casi di ieri la stessa Regione del Veneto ha emanato delle note esplicative, dicendo che nei tamponi rilevati nella giornata di ieri, nel weekend, sui soggetti rientranti dalla Serbia e da altri paesi stranieri, si è riscontrata una carica virale molto elevata. Questo cosa significa? Significa che, poi i termini magari, mi scuserete, non sono particolarmente scientifici, che la carica virale dei virus che stanno arrivando in questo momento dall'estero è più alta della carica virale dei virus che sono presenti invece sul territorio veneto, anche perché di fatto in questi paesi si sta verificando quello che da noi si è registrato nei mesi scorsi, quindi c'è di fatto uno scostamento nelle tempistiche. Ovviamente di questo parleremo questa sera, anche perché poi su questo si è soffermato Roberto Rigoli, che è intervenuto con il governatore Zaia in conferenza stampa. Rigoli, che è primario della microbiologia di Treviso ed è uno dei medici fondamentali di questa pandemia. Vedo però collegato, adesso lo vedo collegato pronto l'assessore comunale all'ambiente del comune di Treviso, Alessandro Manera. Buongiorno assessore, ben trovato. Buongiorno a tutti i vostri ospiti. Grazie mille. Allora, con lei vorrei affrontare diverse questioni. Innanzitutto, se possiamo addentrarci su questo percorso per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, quindi principalmente di contrasto alle polveri sottili, tramite il Comitato di indirizzo di sorveglianza della Regione del Veneto, che si riunirà nei prossimi giorni. Quindi di fatto, finita la pandemia, vi state in qualche modo preparando per l'autunno e l'inverno, soprattutto sul fronte dell'inquinamento atmosferico, è così? Sì, certo. Allora, intanto buongiorno a tutti e vi ringrazio dell'invito. Noi abbiamo fatto già una prima riunione a Venezia la settimana scorsa
analizzando i dati dell'inquinamento relativi al lockdown, perché in pratica è una situazione inesistente in passato, perché ci ha dato la possibilità di vedere cosa succede fermando tutto il traffico veicolare, il traffico aeroportuale, il traffico marittimo all'interno della nostra regione e in generale nel bacino padano. E i dati sono stati molto interessanti, sono stati analizzati da ARPA e ci hanno detto sostanzialmente che aver bloccato qualsiasi attività di spostamento dell'uomo ha inciso in maniera quasi infinitesimale sull'inquinamento. Quindi il modello matematico dice che non è tanto lo spostamento che porta all'inquinamento, specialmente le PM10, non delle NOx, in quel caso è molto rilevante, ma è soprattutto legato al riscaldamento domestico e all'industria. Quindi, ma lei si aspettava un dato di questo tipo, Assessore? Perché è abbastanza... Sì. Lei sì. Onestamente sì. Vi spiego anche perché. Perché più volte abbiamo visto che l'inquinamento aumentava anche in quelle fasce orarie dove il traffico diminuiva, ma aumentava proporzionalmente al riscaldamento domestico. Questo è sempre stato un dato molto contestato da molte associazioni, da molti, diciamo, gruppi di pensiero, perché non c'era mai la controprova. Il lockdown, nella sua drammaticità, perché il Covid è stato un evento drammatico, ha dato però la possibilità di analizzare una situazione in cui il blocco di qualsiasi attività dell'uomo in spostamento ha portato a una mancata riduzione proporzionale dell'inquinamento, anzi in maniera quasi irrisoria. Quindi diciamo che questa è stata una cosa sicuramente molto interessante, se possiamo dirlo così scientificamente. È stata una sorta di prova del 9, dove si è dimostrato che il riscaldamento domestico ha un'incidenza molto più significativa probabilmente di quello che si pensasse. Certo. Teniamo conto anche un'altra cosa, che è aumentato anche proporzionalmente in alcuni punti perché le persone stavano più a casa e quindi utilizzavano più riscaldamenti non centralizzati, ma riscaldamenti, diciamo, di abitazioni singole rispetto agli uffici. C'è da dire che quindi, ancora una volta, questa l'amministrazione di Treviso, aver operato l'anno scorso con un bando caldaie molto importante e aver proseguito quest'anno con 200.000 euro quest'anno e 200.000 euro il prossimo anno, anticipatamente a questi dati. Quindi noi diciamo che avevamo previsto questa situazione, è sicuramente stato molto importante. C'è da dire che di contraltare noi siamo partiti a un piano di forestazione urbana che oltre che a depurare l'aria porterà sicuramente dei vantaggi molto forti alla nostra città. Possiamo dire che queste misure prese dall'amministrazione comunale, dall'amministrazione regionale, insieme magari anche a quelli che saranno gli ecobonus contenuti nel decreto rilancio, potrebbero favorire la diminuzione delle polveri sottili, messe tutte queste misure in fila? Sì, questo sicuramente sarà un dato importante. Io vorrei sottolineare una cosa e lo dico veramente con molto orgoglio del mio comune e della regione. I contributi che noi abbiamo dato sono contributi diretti, vuol dire che uno arriva, una volta che ha cambiato la caldaia o l'impianto di riscaldamento, arriva con la fattura e gli vengono risarciti soldi cash. Non sono detrazioni di imposta che poi possono essere bloccate fra 2, 3, 4, 5 anni, ma sono soldi veri. Questo è molto diverso che aspettare 4, 5, 6 anni per riportare a casa il denaro speso, forse, perché abbiamo già visto 2 o 3 anni fa col bonus facciate cosa è successo, che a un certo punto il governo ha detto non abbiamo più soldi, smettiamo di restituirli. Il comune e la regione, con le sue attività, invece dà soldi veri. Questo sicuramente è una cosa molto importante. Dall'altra parte, chiaramente, abbiamo sempre detto favoriamo il trasporto pubblico rispetto al mezzo privato, continueremo a farlo, ma agiremo anche in questo caso però cambiando e cercando di cambiare quelli che sono i mezzi, andando anche verso un trasporto molto più green. Assessore, in base a quello che ci siamo detti, quindi anche in base ai dati sul lockdown, intendete modificare l'ordinanza antismog del comune di Treviso? Parliamo ovviamente dell'autunno, ma si va in questa direzione, immagino. Allora, qui è un problema normativo, perché in realtà l'accordo di bacino padano è sovracomunale. Noi non possiamo decidere, cioè il sindaco firma l'ordinanza, ma ne diventa responsabile personalmente se non la firma. Quindi se non c'è un accordo tra le 4 regioni, assieme al governo,
assieme al governo, cosa importante, perché il Ministero dell'Ambiente, questo paese dovrebbe fare anche la sua funzione, lo dico anche un po' polemicamente, il comune deve sottostare a questo tipo di ordinanza, perché il rischio che il sindaco venga imputato di danneggiamento alla salute pubblica. Infatti, e questo la regione secondo me tramite l'assessore Bottacin sta lavorando molto bene assieme alle altre 3 regioni del bacino padano, per dimostrare all'Europa che il lockdown dimostra che ordinanze del genere non portano al risultato voluto, ma che forse col New Green Deal, cosa che anche noi stiamo facendo in maniera molto importante con i fondi europei, bisogna incentivare e finanziare tutti quei comuni che fanno attività per il cambio caldaie o per la mobilità sostenibile, che però ha altri risvolti, non tanto quelli dell'inquinamento e PM10, ma degli NOx. Quindi noi, in accordo con la regione, in accordo con gli altri comuni capoluogo e le province, stiamo operando in questa direzione. E bisogna farlo in fretta, perché di fatto l'ultima stagione invernale ha portato diverse criticità. La città di Treviso è stata più volte maglia nera, anche se poi questi dati li abbiamo più volte contestualizzati, però di fatto l'ultima stagione è stata veramente critica. Sì, certo, questo è una cosa importante. I dati ARPAV di questo modello che è stato studiato durante il lockdown è stato studiato tenendo conto di una piovosità e di una ventosità analoghe, perché altrimenti i dati non avevano corrispondenza. E quindi a maggior ragione dice che il blocco del traffico non è la panacea di nessun male, anzi porta, se vogliamo un po' dirla, a un danneggiamento delle attività commerciali, ma non porta al beneficio che uno vuole. Anche perché con gli anni il nostro parco mezzi si è spostato da Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, 5, Euro 6, quindi diciamo non c'è più quell'effetto che probabilmente 4-5 anni fa, quando è stato studiato, voleva essere. Ma io sottolineo che il comune si è preso molto avanti. Teniamo conto che è vero che con i PM10 noi abbiamo sempre tanti sforamenti rispetto alla soglia, ma la media dell'emissione in atmosfera e di quello che vediamo alla centralina di Via Lanciani di Novara dei PM10 anno dopo anno mediamente si sta abbassando. Quindi questo vuol dire che tutte le azioni fatte stanno portando un beneficio. È chiaro che se io continuo ad abbassare i limiti del numero degli sforamenti non riuscirò mai a stare al passo con quello che è la situazione. Ma ripeto, il comune sta agendo molto bene, il sindaco ha voluto fortemente investire in questo settore, io lo ringrazio, lo ringraziamo tutti, i cittadini devono ringraziarlo. È chiaro che Treviso da sola, in una provincia di 900.000 abitanti, non può fare molto, perché noi rappresentiamo 1/10 della popolazione e se anche bloccassimo tutto, cosa che non possiamo fare, siamo attraversati da strade a lunga percorrenza, da molti mezzi che vengono da fuori e quindi non possiamo, da questo punto di vista, pensare di risolvere noi tutti i problemi del mondo. Ecco. Sì, diciamo che più in generale l'aria non ha davvero confini. È banale dirlo, però quando lei dice serve che le 4 regioni del nord, le 4 regioni padane concordino una linea, questo è il presupposto, sostanzialmente da soli non si va da nessuna parte. Tra l'altro provincia di Treviso che prima del lockdown aveva lanciato anche una vera e propria task force per le caldaie, mettendo sul piatto anche parecchie centinaia di migliaia di euro. Sì, questo ringrazio anche la provincia perché ci siamo allineati col nostro bando caldaie, che ripeto sono quasi al completamento dei primi 3 anni del mandato Conte saranno quasi 600.000 euro in bandi caldaie, per un comune come Treviso garantisco che sono molti. Ci siamo allineati alla provincia perché i 2 bandi sono sovrapponibili, quindi un cittadino di Treviso può prendere sia il contributo del comune sia parallelamente da quest'anno anche il contributo della provincia, ma questo giustamente perché il cittadino di Treviso è anche cittadino della provincia, non è che sia una cosa o l'altra. E questo è sommabile anche all'ecobonus, diciamo a chi sta a casa. Ecco, qui abbiamo un governo che fa i decreti di aprile che escono a giugno, quindi le interpretazioni di quello che sarà non lo sappiamo. Speriamo, perché ripeto, noi quando facciamo qualcosa cerchiamo di farla semplice, chiara, intellegibile e realizzabile. Poi non vorrei mai che quando venissero messi in attuazione questi decreti sull'ecobonus ci fosse qualche sorpresa dicendo no, non è sovrapponibile, oppure sì in parte, oppure perché
come si diceva, il diavolo è sempre nelle pieghe, no, di queste questioni. Quindi esatto. Noi con la provincia ci siamo allineati, con la regione ci siamo allineati e ringrazio veramente la regione che sta lavorando in maniera importante sul piano di sostenibilità. Onestamente le 4 regioni di accordo bacino padano, che anche hanno colori politici diversi, hanno capito che il problema è comune, cioè non c'è stata differenza. Il problema è sempre col Ministero dell'Ambiente che tende un po' a guardare da un'altra parte, mettiamola così, e quindi ha delle politiche a volte, anche degli annunci, io sottolineo anche degli annunci, perché quando si fanno degli annunci si rallentano altre attività, perché nell'attesa dell'ecobonus tutti non sanno se possono utilizzare gli incentivi delle caldaie, quindi si ferma sia questo che quello. Diciamo che questo è un punto molto, molto dolente, anche molto interessante perché operativo. Tra l'altro giovedì scorso era nostro ospite il ministro per gli affari con il Parlamento Federico D'Incà, che ci diceva per l'appunto che l'Agenzia delle Entrate sta collaborando con il governo proprio per questi decreti attuativi che dovrebbero arrivare a brevissimo, insomma, e dovrebbero comporre l'intero puzzle, perché appunto è basilare sapere questo. Però scusate, io voglio fare anche la nota, perché alla fine sono un amministratore ma sono anche un politico. Cioè, se un comune come il comune di Treviso riesce a fare un finanziamento per le caldaie, se la regione, la provincia riesce a farli, ma è possibile che uno Stato centrale che sapeva che il lockdown sarebbe finito e che la tematica ambientale è una tematica così importante e che può legiferare, perché noi non possiamo legiferare come comune, possibile che non poteva organizzarsi per tempo? Cioè, se adesso un condominio deve fare un'assemblea condominiale per decretare il cambio caldaie, i progetti e tutto quanto, cioè l'estate vola, non è che possono cambiare la caldaia in pieno inverno, ma cioè, a me sembrano delle cose di una banalità, guardate. Però diciamo, lo dico di parte sicuramente, però noi abbiamo cercato di agire al massimo, anche aver fatto un piano di forestazione urbana che partirà, abbiamo già realizzato i progetti, perché l'aria, oltre che emettere meno, possiamo anche depurarla. Ma è possibile che non si potevano ricavare dei capitoli di bilancio per i comuni per lasciare investire in verde autoctono, come dicono tutti i protocolli internazionali, per depurarla quest'aria? E lì, rispetto alle caldaie, si va molto più veloci, perché puoi mettere alberi a pronto impiego. Quindi l'effetto è molto più rapido, perché istituire una caldaia di un condominio è un lavoro, ma fare piani di forestazione può essere molto rapido. Posso chiedere? E ha un effetto molto... Mi scusi l'ignoranza, non ho mai sentito l'espressione alberi a pronto impiego, è un albero già grande, perché se io metto un baobab, chiaramente non è autoctono, ma se metto un albero enorme ha una superficie verde che depura l'aria a una certa velocità. Se metto un bonsai o un albero piccolissimo ci vuole tantissimo tempo. E quindi queste cose qua, io lo dico sempre, il buon senso è alla base di una qualsiasi amministrazione. Noi abbiamo cercato di farlo e abbiamo cercato di farlo in maniera importante, e a seconda dei finanziamenti che avremo, anche andando a pescare in Europa, perché a Treviso siamo stati abbastanza bravi a prendere soldi dai fondi europei, per il prossimo settennato che si chiama New Green Deal, quindi già la parola lo dice, siamo sicuri che avendo una progettazione complessiva del verde per forestazione, come dicono i protocolli, riusciremo a prendere i soldi, e più soldi abbiamo, più facciamo forestazione, perché è inutile lasciare prati verdi che sì, vanno benissimo, ma con tanti alberi renderebbero l'aria più pulita. Facciamolo. Basta avere un po' di fantasia, voglia di lavorare, e le cose si fanno. Però ripeto, noi come comune non legiferiamo, quindi abbiamo sempre dei cavilli che non possiamo modificare, e quindi siamo sempre un po' condizionati. Peraltro, ripeto, i fondi del comune dopo il lockdown, insomma, le casse del comune hanno dovuto spostare a importanti, insomma, cerchiamo di capire, i parcheggi, le multe, tutte queste cose ci sono bloccati, e quindi noi dobbiamo fare anche i conti con quello che abbiamo. Faremo tutto, ma è chiaro che dobbiamo vedere. E qui, Assessore, si aprirebbe un altro capitolo dolorosissimo, quello delle casse comunali provate dall'emergenza Covid. Io, Assessore, la ringrazio per questo suo intervento. Grazie ad Alessandro Manera, buon lavoro. Grazie a voi, grazie dell'invito ancora una volta. Assessore all'ambiente del Comune di Treviso. Adesso per noi c'è qualche altro minuto di pubblicità, dopo ci ritroviamo di nuovo in diretta.
Di nuovo in diretta c'è un aggiornamento dell'ultima ora che arriva dal Friuli, proprio dal confine con il Veneto, scossa di terremoto, lo vedete in apertura anche del Gazzettino, di grado 3.9 a Tramonti, tremano le montagne del Friuli, quindi una scossa che raccontano le prime notizie che arrivano dal posto, una scossa che è stata avvertita in maniera molto distinta dalla popolazione. Non ci sarebbero feriti, ma tutto è in evoluzione. 3.9 quindi della scala Mercalli a Tramonti, tremano le montagne del Friuli. Siamo nella zona vicino a Sappada, che adesso è comune friulano e che fino a pochi anni fa era per l'appunto comune bellunese. Siamo nel parco naturale regionale delle Dolomiti friulane. Le prime testimonianze raccolte parlano di 6 secondi ininterrotti di scossa forte, potente, avvertita in maniera distinta dalla popolazione. Ovviamente su questo vi terremo aggiornati. Tante le notizie anche in questo inizio settimana. Abbiamo sentito poco fa la diretta del governatore Zaia, che sull'emergenza Covid ha detto fondamentalmente che la situazione è sì sotto controllo, che i focolai domestici in Veneto sono sorvegliati dalle autorità sanitarie, ma che preoccupano i casi esteri, quelli che appunto entrano in Italia dai paesi che nelle ultime ore, negli ultimi giorni sono stati inseriti in blacklist. Tra l'altro una lista che si sta aggiornando. Perché? Perché hanno una carica virale che ricorda molto da vicino quella del virus fino a qualche mese fa, quindi il virus che noi tutti abbiamo conosciuto nelle settimane dure del lockdown. Contemporaneamente è stato presentato dal dottor Roberto Rigoli il test rapido. Tutte le delucidazioni ovviamente del caso nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30, ma quella di oggi è stata una giornata storica, contrassegnata da un gesto molto concreto, molto forte tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor, che si sono tenuti per mano oggi a Trieste in segno di riconciliazione. Parliamo ovviamente di foibe, parliamo della travagliata storia italo-slovena, ma italo-jugoslava in generale. Cos'è successo velocissimamente? Oggi i due presidenti si sono recati in visita alla foiba, quella più famosa, famigerata di Bassovizza, hanno deposto una corona d'alloro. Il presidente Mattarella ha dato la mano al suo parigrado sloveno e hanno percorso insieme le decine di metri che appunto li separava dalla foiba. Poi lo stesso gesto è stato ripetuto davanti a un cippo che ricorda invece la morte di 4 giovani antifascisti che erano stati protagonisti di un attentato ad un giornale locale di stampo fascista. Si tratta del primo gesto, diciamo così, della resistenza slava nei confronti del regime fascista. Quindi due momenti importantissimi della storia, non solo di Trieste, non solo degli esuli che furono 350.000, ma un momento importante di storia italiana, slovena, ex jugoslava, slava, europea in generale. Anche di questo vi daremo conto nel corso dei nostri telegiornali. Intanto vedete le immagini dei nostri colleghi di Tele4. È tutto per questa prima parte di edizione in diretta. Io vi do appuntamento alle 18:30 con il telegiornale regionale. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.